Ed eccoli qua i nostri cagnacci giallo-blu con la nostra partenza e l'entrata in campo. Diamo il via a questa telecronaca ufficialmente. Eccoli qua i nostri colori giallo-blu con Manuel Storm Savoia a portare la bandiera dei mastini, Simone Venturi a portare quella di Fidas Verona, il nostro partner con il quale cerchiamo di comunicare il valore di donare il sangue. Già al quarto anno con la partecipazione con Fidas, importantissimo questo segnale che la società Scaligera vuole dare. Un po' di emozione per questi due fumogeni, Lorenzo, giallo-blu, che comunque in qualche modo danno sempre un valore importante di unione e di team. Sì, per un giocatore l'ingresso in campo fatto in gruppo così è sempre emozionante, anche visto da fuori comunque è un momento che muove insomma, i sentimenti. È bellissimo insomma, per chi del movimento ha provato la sensazione di essere insomma, vicino al tuo compagno di squadra, varcare l'erba, sai che tra pochi minuti inizierai la partita, è sempre un momento cruciale del match che tutti vorrebbero vivere o continuare a vivere. Sì, esatto. Assolutamente sì, vivere il football americano con il casco in testa, per chi non l'ha mai provato e che ci sta ascoltando, è sicuramente un'emozione da provare. Qualunque ragazzo che voglia avvicinarsi al football, voglia conoscere la nostra realtà, deve semplicemente contattarci con tutti i mezzi social, mail o numeri di telefono che potete trovare sulle nostre pagine social o sul nostro sito. La Mastini Academy ripartirà a settembre con un progetto che già da 3 stagioni è riuscito a regalare grandi talenti, come dicevamo prima. Siamo pronti con gli arbitri che portano al centro del campo i due capitani. I due capitani sono Simone Bargè per il Saints Padova, presidente, offensive coordinator e quarterback in questa stagione, e con il numero 5 il nostro Marco Bonacci, pronti a lanciare la monetina. Nel frattempo possiamo guadagnarci qualche regola per chi è neofita e per chi non conosce il football. Come funziona il football americano? La squadra in attacco, quindi chi ha possesso palla, ha 4 down, che sono 4 tentativi per guadagnare 10 yards, quindi circa 9 metri. Se ci riesce ottiene altri 4 down continuando il proprio possesso palla e quindi l'avanzamento. Se non riesce a chiudere il down in questi 4 tentativi, al quarto tentativo calcia per allontanare il possesso palla avversario e quindi fare in modo che la squadra avversaria possa far fatica e quindi avere tanto spazio da guadagnare. Abbiamo nel frattempo visto il coin toss con i mastini che si preparano per ritornare il calcio. Sì, come per la partita scorsa, una bella giornata però molto ventosa, per cui i kick in generale saranno un po' condizionati da questo vento e anche il passing game. Vedremo insomma, se il catch sarà immediato oppure o meno. Tutto pronto quindi con i Saints Padova a posizionare il pallone sulle hash marks di destra. In profondità per gli AGSM Aim Mastini il numero 30 Leonardo Agostinis e Fabio Simioni. Sono loro i due ritornatori designati per coach Franco Bernardi. Tutto pronto, Lorenzo, c'è sempre un po' di emozione per questo kick-off. Sì, bellissimo, questa combattuta, e, insomma niente infortuni come sempre si spera, e via che si inizia. È corto, ma con un buon hang time il calcio dei Saints, palla che creano pochi problemi allo special team dei Mastini, e sono i Saints che a causa del rimbalzo strano della palla vanno a conquistare subito il pallone. Partenza incredibile per questo derby veneto. Sì, l'avevamo anche un po' detto, il vento condiziona sicuramente queste giocate. Mi sembra che fosse contro insomma, la direzione del calcio, per cui forse il risultato corto anche per questo. Primo e 10 quindi per l'attacco di
Simone Breget con una posizione di campo assolutamente invidiabile. Vediamo subito la nostra difesa cosa riuscirà a fare per reagire a questo brutto inizio di partita. È la corsa del numero 31 in maglia Sainz. Si tratta di Carini, leading rusher della squadra patavina. Sì, durante la scorsa diretta avevamo avuto qualche segnalazione da parte di chi si sta avvicinando a questo sport di spiegare un po' le regole. Avete visto che Michele prima ha dato un'indicazione, in questo caso siamo al secondo tentativo e le yard da guadagnare sono circa 6. Secondo e 6 con Breget che va a tentare il lancio sulla destra. Pallone che viene sporcato dal buon atteggiamento tattico di Ghislain Ganlien con il numero 34 che va a sporcare letteralmente, a deflettare, ecco il termine giusto, il lancio del quarterback patavino. Sarà un terzo e 6. Formazione twin con un doppio ricevitore da ambo i lati e un solo running back ai lati del quarterback Breget. Terzo e 6 con la palla che arriva proprio a Carella, ma arriva subito il buon lavoro di Marco Della Bernardina con il numero 1, rientrato proprio per questa partita il veterano difensore Scaligero. Nulla di fatto, rimane un terzo e 6. È un fuorigioco della difesa. Mi era sembrato infatti di vedere un movimento, non avevo visto la flag. Avanzamento quindi del box catena con una sola yard da conquistare per l'attacco dei Saints Padova. Terzo e 1, questo il gergo nel mondo del football per indicare che manca solo una yard da conquistare per chiudere il down. Posizione sotto il centro per Simone Breget che corre dietro la linea e ampiamente va a chiudere il down, portandosi circa 12 yards dalla goal line. Sì, un buon avvio per Padova, che al di là del recupero del pallone hanno fatto delle buone giocate e si stanno avvicinando alla goal line, per cui 12 yard circa per essere in zona touchdown. Primo 10 dopo questa chiusura di down, quarterback sneak da parte di Simone Breget. Formazione sempre under con il quarterback sotto il centro a prendere lo snap. Breget che va a consegnare palla al numero 20 Garofalo, ma è stavolta splendido l'intervento di Luca Ceschini, altro nuovo acquisto arrivato la scorsa settimana a rimpinguare il fronte difensivo di coach Ciba Costanzo. Addirittura perdita di terreno, sarà un secondo e 13. Si conferma per il momento il gioco, insomma, di corsa prediletto da Padova, per cui sembrano rimanere su questa linea. Secondo e 13 con una formazione con un solo running back dietro il quarterback numero 5 in maglia bianca. E di nuovo una corsa centrale, arriva subito il placcaccio di Luca Ceschini in collaborazione con Marco Della Bernardina. Buono il lavoro del front four utilizzato in questo momento da coach Costanzo. Sarà un terzo e 13. Sono curioso di vedere se su questo terzo e 13 insisteranno con la corsa o proveranno a cambiare strategia. Questa volta 4 ricevitori, 2 per lato per Breget. Terzo e 13 per chiudere il down. È infatti un tentativo di lancio con Breget che cerca e trova molto spazio e molto tempo. Va a lanciare e arriva l'intercetto di Mauro Merlino che se ne va sulla destra. Placcato, ma recuperata la palla da parte di una grandissima difesa.
Vediamo se qualche flag ci va a vanificare questo bellissimo intervento di Merlo, di Mauro Merlino. Vediamo gli arbitri cosa vanno ad indicare. Sembra purtroppo un fallo contro i Mastini, forse avvenuto prima del cambio di possesso, e quindi niente da fare, è un primo down ancora per i Saints. Incredibile anche questo inizio di partita, Lorenzo. Sì. Addirittura mi sembrava fosse un fumble, ma non ho visto bene se è stato un fallo o meno. Comunque... Corsa centrale ancora dei Saints Padova, con attenta subito la difesa scaligera a placcare con un guadagno forse di qualche yard. Un fallo che porta ovviamente i Saints con una situazione da goal line, quindi sono circa 6 forse le yards da conquistare per i Saints. Sarà quindi un secondo and goal, secondo tentativo and goal per i Saints Padova. Shotgun formation con il quarterback quindi lontano dal centro, che riceve lo snap, ed una option a destra con Garofalo che cerca di rubare spazio, ma è splendido l'intervento di Manuel Argenta a placcarlo. Sono poche le yards guadagnate, forse anzi è una perdita di terreno. Velocissimo la reazione della difesa con Manuel Argenta, quest'anno veramente sugli scudi. Sì, anche la scorsa partita ha fatto un'ottima prestazione, è veramente un giocatore importante per la difesa dei Mastini. Terzo in gol, quindi con i Saints Padova ancora in possesso palla. Vediamo la scelta del coaching staff patavino in questa situazione di gioco. Formazione chiusa a destra, quindi molto spazio sulla parte sinistra del campo. È Bregè che tenta il lancio sulla destra. Arriva il lancio che viene ricevuto ed è il touchdown dei Saints Padova. Touchdown dei Saints Padova con questo lancio che è rimasto in aria tantissimo, ma il taglio, la corsa, la traiettoria del ricevitore in maglia bianca numero 82, si tratta di Petrin Tancredi, che va a segnare i primi 6 punti per i Saints Padova. Sì, i tentativi sono stati numerosi, insomma, vicino alla goal line, per cui sono riusciti a portare a casa il touchdown, direi meritatamente. Vediamo adesso la trasformazione per marcare il 7° punto. Calcio che non va a buon fine, fuori sul lato sinistro del goal post, e quindi punteggio che rimane sul 6-0 per i Saints Padova in questo inizio di partita, Lorenzo, che come l'altra volta ci fa vedere tutto tranne quello che ci aspettavamo. Sì, diciamo che il fattore campo per i Mastini non sembra essere particolarmente d'aiuto. Se non ricordo male anche la scorsa volta c'era stato un inizio con un 6-0 contro, per cui diciamo i Mastini che faticano un po' a trovare il ritmo fin da subito quando giocano nelle mura domestiche. Tutto pronto per il kick-off dopo questo 6-0 dei Saints Padova. Dobbiamo stare assolutamente e nuovamente attenti su questo calcio, con il vento che probabilmente potrebbe creare ancora problemi al nostro kick-off return. Ecco il calcio questa volta più profondo, ben controllato da Leo Agostinis, che cerca di guadagnare spazio centralmente, placcato dalla kick-off coverage dei Saints Padova intorno alle 32 difensive. Da lì partirà l'attacco degli AGSM ai Mastini con Marco Bonacci. Bene, vediamo finalmente giocare un po' l'offense dei Mastini, andremo a vedere un po' sia la scelta diciamo del quarterback e anche il tipo di giocate. Primo 10 con Marco Bonacci in cabina di regia e al suo fianco Fabio Simioni. 4 ricevitori, 2 per parte, con la corsa di Simioni che cerca spazio sulla sinistra. Va a guadagnare assolutamente
delle ottime yards, sono circa 8 le yards guadagnate dal numero 27 in maglia giallo-blu. Sarà un secondo e 2. Ottima corsa di Simeoni, si conferma sempre un running game di buon livello, considerata anche la qualità della difesa patavina. E di nuovo lui, di nuovo. E di nuovo la corsa di Fabio Simeoni a chiudere probabilmente il down. Sì, infatti è così. Ritornando al discorso un po' delle regole per chi si sta avvicinando, vedete quei due gelatoni, chiamiamoli, quei due pali gialli, quelli indicano l'inizio delle 10 yard e l'obiettivo da raggiungere. Primo 10 con la corsa questa volta di Fabio Marinelli che rimane in piedi, cerca di guadagnare, passa da fumble, recuperata Lorenzo per fortuna da Bemmo Pogo, molto attento in questa occasione. Sainz che cominciano a farsi sentire e a far capire comunque che sono tra le top 5 defense del campionato. Sì, lo sapevamo, una difesa anche di esperienza, tanti giocatori hanno numerosi campionati sulle loro spalle, ma anche una certa fisicità, per cui ci può stare anche, ci possono stare questi fumble, questa perdita del possesso. Secondo tentativo e poche yards, forse una, guadagnate da Marinelli centralmente. Sarà un terzo e 6, terzo e 7. Entra di nuovo nel frattempo Fabio Simeoni a dare il cambio a Marinelli. Anche in questo caso vedremo su questo terzo se la decisione sarà di insistere sul running game oppure un pass come sembra stia accadendo. E il dropback e il lancio lungo con una chiamata di interferenza assoluta da parte del cornerback numero 22 in maglia bianca. È Duncan Thomas che va praticamente a placcare e quindi a bloccare non correttamente la corsa, ormai che si stava andando verso una ricezione assolutamente fattibile. Interferenza che verrà chiamata alla difesa dei Saints. Mastini quindi che avanzeranno di 15 yards il loro possesso palla, entrando in territorio favorevole. Sì, non so se il cornerback abbia scelto deliberatamente il male minore, la ricezione poteva potenzialmente essere conclusa e per cui ha optato per questo fallo. Primo 10 da una buona posizione di campo per Marco Bonacci e compagni. Il tentativo di corsa sulla destra di Fabio Simeoni, ben controllato dal front four dei Saints Padova con il numero 70 Matteo Tumiati al placcaggio. Partita che sta prendendo anima e cuore a tutti i tifosi di Saints e Mastini. Una partita, dicevo prima, che è dal 2006 che si ripropone anno dopo anno. Secondo e 10 con Simeoni che cerca di trovare spazio sulla sinistra, rimane ancora in piedi, arriva però il placcaggio del numero 90 Turioni a bloccarlo. Sì, qui diciamo si vede l'esperienza di Turioni, un giocatore importantissimo nell'asset di Padova, un bel placcaggio, non era semplice. Terzo tentativo e 9 yards da conquistare per i gialloblu. Ci aspettiamo sicuramente un'azione di lancio per l'attacco di coach Bernardi. E infatti il dropback di Marco Bonacci che invece va a correre personalmente per guadagnare circa 8 yards, portandosi in buonissima posizione di campo. Sainz che ovviamente si aspettavano il lancio, Lorenzo, e quindi hanno aumentato la copertura in profondità, lasciando ovviamente tantissimo spazio per le gambe di un Marco Bonacci che non ci ha messo più di un secondo a capire questa situazione. Sì, quarto tentativo nel frattempo con solo 2 yards da conquistare. E Bonacci che tiene la palla, cerca di andare sulla destra per chiudere il down personalmente, si tuffa per cercare di trovare la chiusura del down, potrebbe mancare veramente pochissimo. L'arbitro infatti ci dà l'indicazione che mancava forse 20 centimetri, mezza yard, palla che torna in possesso palla per i Saints Padova. Sì, Marco Bonacci è un quarterback che comunque non disdegna correre, l'abbiamo visto.
per cui diciamo, è nelle sue caratteristiche diciamo, il gioco anche di corsa. Abbiamo visto anche che ha accettato il placcaggio nella penultima azione, per cui non è abituato, giocando anche al ricevitore, ad essere placcato. Primo 10 per l'attacco di Simone Brezzé. Mastini quindi che ritornano in difesa, Saints che partono dalle loro 20 difensive. Palla che ha qualche problema e il lancio subito lungo da parte di Simone Brezzé. Lancio che viene completato, dobbiamo capire se è fuori. Sembra un lancio incompleto perché è ricevuto al di fuori della sideline, della linea laterale. Lancio comunque preciso e profondo. Sì, per il momento i pochi tentativi di passaggio di Padova devo dire che sono stati di buona qualità, per cui diciamo, non si può trascurare questo aspetto. La difesa dovrà fare doppia attenzione, nel senso non può nemmeno concedere troppo spazio, essendo confidente solamente sulle corse. Secondo e 10, questa volta è la palla consegnata al numero 31 Carella, ma è subito Marco Della Bernardina in collaborazione con Ceschini a far sentire i loro anni di esperienza e la loro qualità. Marco Della Bernardina è rientrato proprio in questa partita da 2 settimane con i gialloblu. Non può indossare la maglia numero 39, la sua numero 39 attualmente indossata da un paio di stagioni da Mela Marinelli. Ha quindi scelto la numero 1, ricordiamocelo, perché è sicuramente un giocatore di grande talento, ha giocato tantissimi anni in Serie A1, un giocatore che ci sta dando una grossa mano. Sarà un terzo 10 della corsa laterale del numero 36 Masiero. Arriva la copertura splendida della difesa gialloblu con Francesco Quarella e Manuel Argenta a bloccare, ed è subito un 3 and out, 3 tentativi e quindi bloccati ad un quarto e 10 senza costretti al punt. Sì, per il momento le protagoniste, come ci si aspettava un po', sono state le difese. Ci auguriamo magari col passare del tempo vedere un po' all'opera anche gli attacchi. Tutto pronto per il punt dei Saints, con il numero 40 che cerca di trovare lo spazio per poter calciare questo pallone che va a rimbalzare, ma viene recuperato da Fabio Simioni, che tenta la sua serpentina, va a guadagnarsi circa 10 yards dal punto della ricezione di questo punt. Mastini quindi che torneranno in attacco su una posizione di intorno alle 35 yards difensive. Sì, bravo Simeone a osare, a decidere di raccogliere il pallone per un guadagno di circa 10 yard. Primo e 10 quindi per l'attacco di coach Bernardi, che dovrà cercare di scardinare questa difesa bianco-scudata, difesa dei Saints che è partita assolutamente molto bene. Primo 10 con subito il lancio per le mani di Leonardo Agostinis, lancio perfetto, mani perfette, 9 yards guadagnate, Mastini subito che muovono la palla. Sì, la coppia Bonacci-Agostinis anche la volta scorsa ha funzionato bene, direi, per cui si conferma insomma questo connubio. Stiamo a vedere adesso se opteranno per una corsa. Secondo e 1. E questa volta la palla consegnata a Marinelli, che cerca di trovare spazio, ma è bravissima, devo dire, la difesa dei Saints a chiudere ogni varco e quindi a costringere lo stop da parte di Marinelli. Sarà un terzo e 2 perché è una yards persa in questa occasione dall'attacco Scalisero. Terzo e 2 con coach Bernardi che predilige questo hurry up offense, quindi un attacco senza huddle, un attacco che gioca un'azione dopo l'altra per sfiancare in qualche modo la difesa avversaria. Terzo e 2. Marco Bonacci in drop back, pronto a lanciare nel mezzo, pallone troppo corto e ben comunque controllato dal numero 40 Fantin. Mastini che andranno al calcio di allontanamento. Quarto tentativo e 2, sicuramente ci aspettiamo il punt. In campo infatti il numero 19 Monte Amerigo, specialista nei calci, rookie anche lui
in arrivo dalla Mastini Academy, si è allenato nella off season tantissimo per aumentare la qualità delle sue prestazioni con il suo piede destro. Arriva il punt che rotola intorno alle 10 difensive. Francesco Quarella lo va a controllare e quindi Saints che avranno circa 90 yards davanti da guadagnare, con la difesa scalisera pronta a cercare il big play per cercare di raddrizzare una partita che in questo primo quarto è sicuramente in questo momento in mano dei Saints, con un 6-0 arrivato, lo dico per chi si è messo all'ascolto più tardi dall'inizio della diretta. Dicevo un 6-0 che è arrivato grazie a un recupero di fumble proprio sul kick-off iniziale, sul calcio di inizio iniziale, che ha permesso ai Saints di avere poche yards davanti da guadagnare prima dei 6 punti segnati sul lancio sul numero 82 Petrin. Primo e 10, Pregè che va sotto il centro a prendere lo snap. Ci aspettiamo la corsa del numero 20 Garofalo, corsa che va sulla sinistra, Garofalo che cerca di guadagnare ampie yards arrivando intorno alle 42 difensive. Bella corsa da parte del running back tascabile in maglia numero 20 dei Saints Padova, giocatore veterano ex Giants Bolzano, arrivato poi a Padova dove ormai vive da tanti anni, un giocatore di grande qualità per la sua velocità e la sua elusività per le caratteristiche fisiche che ha Lorenzo. Assolutamente, è un giocatore con tanta esperienza, si vede anche la capacità di lettura che conta quanto la velocità, per cui ha letto benissimo la difesa dei Mastini, un guadagno molto importante per Padova. Primo e 10 con la fumble e purtroppo sì, il recupero di Ceschini, finalmente il big play che stavamo aspettando. Ottima la pressione del front four degli scaligeri ed è Ceschini a recuperare la palla dopo un fumble causato sicuramente dalla pressione asfissiante che è arrivata subito Lorenzo da parte del nostro front four. Sì, l'avevamo detto a inizio partita, due difese fisiche che sanno fare il loro lavoro, c'era un potenziale, insomma, il numero di fumble nell'arco della partita, siamo già al secondo infatti. Bellissima posizione di campo per i gialloblu, siamo sulle 28 ed è subito l'attacco con Bonacci che va a lanciare sulla sinistra, palla leggermente lunga per un Manuel Salvoia assolutamente libero, sarà un secondo e 10. Ci piace sempre vedere qualche passing game, a noi appassionati del football di qualità, è sempre bello un po' spezzare il gioco di corsa anche con qualche passaggio, anche se come in questo caso non va a buon fine. Assolutamente, secondo e 10 ancora con Bonacci che consegna palla a Marinelli che riesce a trovare spazio e va a guadagnarsi un probabile primo down. Bellissima la corsa questa volta da parte dell'attacco scaligero, belli i blocchi della linea d'attacco e Marinelli che riesce ad involarsi sulla parte sinistra del campo con un primo e 10 esattamente sulle 10 yards. Sì, stavo dicendo la stessa cosa, belli veramente i blocchi anche dei ricevitori, per cui l'importanza anche di saper bloccare oltre che ricevere per un ricevitore. Primo 10 con Bonacci che cerca di rimanere in tasca, se ne va sulla destra in difficoltà, vuole assolutamente trovare il gioco, la giocata corretta, decide di tenere palla, abbassa anche il casco ed è incredibile Marco Bonacci, un guerriero in campo. Va a guadagnare circa 3 yards dopo questo scramble, quindi questo tentativo di gioco rotto per creare comunque un big play. Guadagno di circa 5 yards, così a vederlo ad occhio Lorenzo in questa situazione. Sembra però un fallo contro l'attacco scaligero. Sì, c'era una flag all'inizio del gioco, andiamo a vedere quale sarà la decisione dei referees. È un fallo. È un fallo chiamato contro l'attacco giallo-blu. Box catena però con il countdown che non è ancora spostato. Vediamo un attimo.
Sì, c'è un fallo per l'attacco dei Sì, Mastini. sono 10 yards, sì, per cui quindi sarà un primo e 20. primo e 20, sì. Arbitri che fischiano per il time out chiamato da Padova. Nel frattempo guardiamoci un'altra regola per chi non conosce il football. Vedete tanti giocatori in campo, infatti una squadra di football americano può essere composta anche da oltre 50 giocatori. In campo però ci sono sempre 11 giocatori contro 11, ma ogni squadra è formata da 3 gruppi di giocatori. C'è la squadra d'attacco, la squadra di difesa e le squadre speciali, che sono quelle che sostanzialmente vedete in campo nelle situazioni di calcio. Quindi 11 giocatori in campo, infiniti sostituzioni e la possibilità quindi per tutti di poter essere specialisti dedicati a un certo tipo di azione, a un certo tipo di ruolo. Siamo nel frattempo sul time out con le due squadre vicino alle proprie sideline, con coach Bernardi e Andrea Ventura vicino al nostro attacco. Un primo quarto che sta per terminare, ma che ci ha già regalato tantissime emozioni, chiaramente con questo fumble iniziale, facendo un veloce riepilogo che ha regalato poi un bel touchdown pass di Bregè sul numero 82 Tancredi Petrun, e poi questa fumble recuperata dalla difesa scaligera Conceschini, che sta regalando questo buon drive offensivo con un primo e 20 in buona posizione di campo. Tutto pronto con questo primo e 10, lo snap che arriva nelle mani di Marco Bonacci, la corsa centrale con un buon guadagno di Fabio Simioni. Sono circa 7 le yards guadagnate dal running back tascabile numero 27 in maglia giallo-blu, Fabio Simioni, ex Castelfranco Cavaliers, giocatore di grandissimo talento. E Lorenzo, visto, monitorato anche dagli scout del Blue Team della nazionale italiana. Sì, è un giocatore assolutamente di alto livello per il campionato di seconda divisione, running back di qualità, anche lui direi che ha tra le sue doti principali capacità di lettura e anche il cambio di direzione. Secondo quarto di gioco, quindi con il cambio di campo chiamato dalla crew arbitrale, un secondo quarto che vedrà i giallo-blu in buona posizione per cercare di riaprire la partita, di riassettarsi sul punteggio dopo il 6-0 iniziale dei Saints Padova. Avevamo detto all'inizio che auspicavamo un match combattuto, per il momento sembra che lo sia, insomma non c'è grande divario per il momento tra le due formazioni, le difese probabilmente hanno avuto un po' la meglio, però bel match da guardare, insomma, da godere per gli appassionati del football americano. Arbitri che stanno cercando di calcolare la posizione speculare corretta sul cambio di campo. Tutto pronto con il fischio del ref Chiara Thomas, arbitro che ha avuto la possibilità di arbitrare anche i campionati mondiali qualche stagione fa, uno tra i migliori arbitri sicuramente in Italia, con una grandissima esperienza. Ecco qui il fischio che ci porta a questo secondo tentativo. 3 ricevitori sulla parte destra del campo per gli AGS Ami Mastini. Il lancio molto rischioso di Marco Bonacci. Arriva quasi di intercetto. Forzato forse Lorenzo questo lancio. Sicuramente sì, molto teso, sì. quindi teso può sicuramente creare problemi anche ai defensive back, ma assolutamente rischioso. Sì, c'è da dire che la copertura di Padova era stata molto buona, addirittura c'erano 2 cornerback in copertura, per cui bravi assolutamente Padova nelle coperture. Terzo e 10 con questo screen pass per Memo Pogo che se ne va, intoccato, il touchdown
touchdown a GSM ai Mastini, Bemo Pogo libero sulla sinistra, bellissima azione chiamata dal coaching staff di coach Bernardi e Mastini che vanno a pareggiare sul 6-6. Sì, Bemo Pogo, autore come nell'ultima partita di un touchdown, si conferma giocatore dalle mani veramente buone e anche capacità di corsa. Bellissima azione, bellissimo screen pass, quindi un lancio schermo con l'offensive line che va a bloccare sulla parte sinistra del campo. Azione inaspettata e quindi 6-6 in attesa dell'extra point del nostro Amerigo Monte. Calcio! In questo caso c'è da dire che il lavoro paga, perché Monte diciamo, si dedica molto in allenamento a curare i calci, diciamo, si vede la qualità pur essendo al primo anno nella seconda divisione, per cui sono contento per lui perché si sta adattando molto bene e diciamo proprio la dimostrazione sul campo che il lavoro paga. 7-6 quindi dopo questo inizio, questo primo quarto rocambolesco per i nostri colori. 7-6 con la splendida ricezione di Vladimir Bemo Pogo dal lancio preciso e teso di Marco Bonacci. L'extra point che va a segno di Amerigo Monte, 7-6, che ci regala il solito entusiasmo, perché noi qua su da 6 metri di altezza ci divertiamo un sacco, Lorenzo, a vivere quasi da VIP, nel senso che siamo veramente in una posizione invidiabile per potersi godere questo match. Assolutamente, visuale ottima, dobbiamo ringraziare l'organizzazione che ci ha dato la possibilità di avere questa postazione. Nel frattempo arriva questo calcio angolato sulla sinistra, bravi senza cercare di tenere in campo la palla, sembra che l'intervento provvidenziale del giocatore di maglia bianca abbia tenuto la palla in campo e quindi permesso un ulteriore guadagno. Saints che partiranno in attacco sulle 23 difensive con un primo e 10 contro una difesa giallo-blu che nel drive scorso ha recuperato una fumble importante con Luca Ceschini, maglia numero 90. Sì, il pallone scottava un po' in questo kick-off return, ma il vento sicuramente non ha aiutato il giocatore di Padova, che comunque è stato capace di recuperare il mancato controllo iniziale. 7-6 quindi con un primo e 10 per l'attacco dei Saints. Cambio in cabina di regia con il quarterback numero 9, si tratta di Manrico Vecchiato. Arriva intenso il placcaggio in gang tackle da parte dei giallo-blu, con sempre il numero 90 Ceschini in collaborazione con Ganlien Gislaine. Sono 2 le yards guadagnate in questo primo drive del secondo quarto da parte dei Saints Padova a livello offensivo. Ancora Vecchiato in cabina di regia. Vecchiato che va al lancio con una buona tentativo di intercetto da parte di Manuel Argenta, che alza le mani, la palla che è molto tesa e gli passa in mezzo. Nulla di fatto, ma sarà un 3-8 per i Saints. Sì, Mastini che al momento non hanno ancora un intercetto nelle loro statistiche, potrebbe essere questa la partita, già in 2 occasioni ci sono andati vicini, staremo a vedere per il proseguio del match. Ancora formazione twin con due ricevitori per lato per l'attacco patavino, ed è ancora Vecchiato che cerca di tenere la palla e trovare spazio. Arriva però l'intervento della difesa scalizera a placcarlo con Marco Dalla Bernardina, e senza per la seconda volta costretti a un 3 and out, costretti quindi al calcio d'allontanamento.
difesa dello blu che sta iniziando a prenderci le misure. Sì, devo dire anche dalla Bernardina sta facendo un'ottima prestazione, considerato che il suo rientro non è facile ripescare certi meccanismi, si vede la qualità. È il punt dei Saints che parte con un buon hang time, cioè con un buon tempo in aria. Palla che rotola ed esce intorno alle 19 yards con i giallo-blu quindi a rientrare in attacco con 4 tentativi e 10 yards da conquistare per mantenere il possesso. Linea d'attacco dei giallo-blu con il rientro di Marcello Mutascio, uno dei veterani dei Mastini Verona. Pensate che Marcello è praticamente l'ultimo giocatore rimasto in campo dalla prima partita storica dei Mastini nel 2 giugno 2006, ancora in campo con la sua maglia. Siamo molto contenti di vederlo in campo, di vederlo di nuovo nella sua posizione nella offensive line. Primo 10 con la option per Bonacci che la consegna molto bene sulla destra per una corsa laterale a Fabio Simioni. Un primo 10 ampissimo chiuso dal numero 27 giallo-blu. Azione nuova questa, sì, Lorenzo. Sì, no, se non sbaglio non l'avevo mai vista nelle precedenti partite dei Mastini. Bella, assolutamente, ci piace sempre vedere in generale su tutti i team qualità del gioco, novità, per cui apprezzabile. Primo 10 ancora con Bonacci che va a chiamare lo snap. Questa volta è una corsa centrale chiamata per sempre il numero 27 Fabio Simioni. Attenta la difesa dei Saints Padova con, dicevamo, un fronte difensivo di grande esperienza e un linebacker centrale come il numero 90 Turioni, sicuramente tra i migliori middle linebacker del campionato, almeno statisticamente in questo momento. Assolutamente. Secondo e 7 per i giallo-blu. Palla per Marinelli che va a tagliare sulla sinistra, va a guadagnare circa 4 yards con la sua corsa centrale. Importante la scelta di coach Bernardi di continuare a correre centralmente per chiudere ovviamente le maglie difensive e in qualche modo cercare di aprire dei varchi sull'esterno e in profondità. Terzo e 2 yards da conquistare. E la motion di Storm Savoia. Palla di nuovo consegnata a Marinelli che rimane in piedi e chiude ampiamente il down con una corsa che porta in territorio favorevole i giallo-blu. Mastini che continuano imperterriti a giocare questa hurry up offense, dicevo prima, questo attacco senza huddle, quindi senza il raggruppamento che solitamente si vede per chiamare lo schema. Una scelta di coach Bernardi che arriva dalla sua esperienza anche con il Blue Team. Arriva infatti la corsa laterale di Fabio Simioni che cerca di tagliare e guadagnare qualche yards ulteriore dopo il tentativo di placcaggio da parte delle maglie patavine. Arriva un guadagno di circa 5 yards, sarà un secondo e 5. Sì, mi piace molto, insomma, questo giocatore, mi piace anche la sua sportività, non so se avete notato che, come accade di frequente, ha dato la mano per rialzarsi al giocatore che l'aveva placato, per cui giocatore, diciamo, fisico ma leale assolutamente. Fabio Simioni, un grandissimo talento, come dicevo prima, visto e preso in visione anche dagli scout della nazionale italiana, del Blue Team, che il prossimo agosto si giocherà proprio a Milano la Final Four, la semifinale contro la nazionale francese per una finalissima che potrebbe valere la corona di campioni d'Europa. Pensiamo di nuovo però ai nostri giallo-blu con il secondo tentativo e il lancio lungo con la ricezione magica di Leonardo Agostinis che prende una palla con una sola mano e va a segnare il touchdown, il suo primo
storico touchdown in maglia Mastini, splendido. Lorenzo, è tuo figlio, ma ha fatto un numero incredibile. Vabbè, insomma, non è corretto essere di parte, però insomma, visto anche imparzialmente, bellissima ricezione, bravo, bravo. Incredibile ricezione ad una mano, palla pennellata sopra le mani del defensive back Patavino e Leo che va a tirarla giù in maniera strepitosa. 13-6 parziale in attesa dell'extra point del nostro Amerigo Monte. Calcio in mezzo ai pali, Mastini 14, Saints 6 in questo secondo quarto che ci sta veramente galvanizzando, Lorenzo. Sì, bella partita, sono contento, importante che ci sia un bello spettacolo sportivo per il movimento. Volevo fare una parola per quanto riguarda i rookies in generale e per chi magari sta pensando di avvicinarsi a questo sport. Diciamo, vedete, ci sono dei casi assolutamente nei Mastini, giocatori che dopo circa un anno scendono già in campo con la prima squadra, si divertono da titolari e diventano veramente parte integrante di questo gioco. Giocatori che si appassionano fin dalle prime volte, per cui consiglio in generale a chi ha una mezza intenzione con qualsiasi team di avvicinarsi e provare, e capirà subito se questo sport fa per lui e diventa veramente una passione da portare avanti. Kick-off di nuovo sul lato sinistro da parte di Montemerigo. Attento però il kick-off returner in maglia bianca. Chiara Tomaz, il capo arbitro della partita, va a bloccare l'azione. Non sappiamo se la palla è stata ricevuta all'interno del campo e poi è il ritornatore in maglia bianca ad uscirne. Sembra di sì. Quindi bravissimo anche Amerigo Monte a posizionare il calcio in quella parte del campo. Sembra proprio che sia così. Quindi ulteriore posizione difficile per questo ennesimo drive offensivo del secondo quarto da parte dei Saints Padova. Saints che in cabina di regia ripropongono nuovamente il giovane Vecchiato. Primo e 10. Arriva la corsa sulla parte destra, il tentativo di trovare spazio, ma arriva Argenta, Ceschini e tutta la difesa dello Blu in gang tackle, come si dice in gergo, quindi in placcaggio di gruppo, a bloccare il tentativo di corsa del numero 20 Garofalo. Posizione di campo che non piace questa in generale agli attacchi, non è facile giocare così vicino alla goal line e probabilmente Padova sta cercando di utilizzare la corsa anche per non rischiare il possesso palla in questa posizione di campo. Secondo tentativo, shotgun formation per Vecchiato, 4 ricevitori ai suoi lati. E il tentativo di pass da parte del numero 9 che va a lanciare questo lancio corto, arriva il placcaggio di Dalla Bernardina in versione Monster al suo rientro, placcaggio che neutralizza questo tentativo di gioco corto aereo per così cambiare un po' il metodo d'approccio per l'attacco dei Saints, che comunque non trovano spazio. Sì, bravissimo Dalla Bernardina, placcaggio ragionato, per cui bravo. Terzo tentativo, ancora i Saints in Adol, vediamo cosa aspettarci, è probabile un nuovo tentativo di lancio. Posizione sicuramente difficile per qualsiasi attacco, trovarsi con così poco spazio dietro, con il rischio di qualche errore, quindi di regalare una safety, quindi 2 punti alla squadra avversaria e tantissimo campo davanti. Terzo ancora con Vecchiato che cerca di rimanere in tasca, va a lanciare questo pallone per il numero 86 Daniele Danese, pallone che cade incompleto e quindi di nuovo senza costretti al punt con la difesa dei Mastini assolutamente sugli scudi. Sì, la bilancia della partita in questo momento sta un po' pendendo dalla parte dei Mastini, hanno ripreso coraggio e l'attacco sta girando bene, per cui Padova che deve un po' rincorrere e calciare in questa situazione, dando il possesso palla
alla squadra giallo-blu. Ed è il punt dei Saints che esce dal piede del numero 40 Fantin, arriva però tra le mani del numero 27 Simioni, che se ne vola sulla destra, trova spazio sulle 50, sulle 40 prima di essere placcato. C'è un fallo, probabilmente un placcaggio dalla face mask, dalla maschera del casco di Fabio Simioni. Se questo è il fallo, saranno 15 yards di penalità contro i Saints per un fallo che è chiamato fallo personale. Sì, anche in questo caso non ha resistito a lasciare per terra la palla, aveva deciso di riportarla, ha avuto ragione, il guadagno di parecchie yard. Poi nella fuga del placcaggio probabilmente Padova ha commesso un fallo. Vediamo se è proprio un fallo personale quello rilevato dalla crew arbitrale. Sono infatti 15 i passi e quindi 15 le yards di penalità contro i Saints Padova. Posizione di campo invidiabile quindi per l'attacco di coach Bernardi, che partirà con un primo tentativo e 10 intorno alle 15 e alle 25 offensive, scusate. Vediamo la posizione corretta, mi sembrano le 26 forse, se vogliamo essere precisi. Non so se ho visto correttamente un segnale tipo 4 minuti alla fine del secondo quarto. Potrebbe essere che siamo... Primo e 10, 4 ricevitori, un solo running back nel backfield, la corsa chiamata per le gambe di un Manuel Storm Savoia, che di fisicità ne ha da regalare a tutti quanti, Lollo. Sì, è la sua caratteristica, gli piace insomma cercare anche il difensore, è uno dei 3 running back dei Mastini, buon guadagno per lui. Secondo e 9, Mastini che partono subito ancora con la palla consegnata a Manuel Savoia, che cerca di trovare lo spazio. È probabilmente una chiusura di down la sua, con questa sua corsa laterale. È un primo infatti 10 sulle 12 offensive. Mastini che corrono pesantemente e che cercano piano piano di scardinare una delle migliori difese del campionato come quella dei Saints. Tutto pronto, questa volta sono 2 i running back nel backfield, la motion di Simioni, la palla lasciata a Storm Savoia che cerca di trovare ancora spazio sulla parte destra del campo in un'azione fotocopia della precedente. Sono forse 2 le yards guadagnate, secondo e 8. Sì, ovviamente la difesa di Padova prende le misure gioco dopo gioco e in questo caso sta difendendo molto bene. Secondo e 8, ancora palla consegnata per Mela Marinelli, che va a guadagnare yards importanti sempre sulla parte destra del campo. Mastini che si avvicinano passo dopo passo alla goal line. Siamo con un primo down guadagnato e quindi box catena posizionato a circa 3 yards dalla goal line con un primo in goal, quindi avremo 4 tentativi per cercare di portare a casa altri punti. Sembra un fuorigioco, vediamo se si tratta di un fallo della difesa e quindi una falsa partenza del fronte difensivo, o se invece è un movimento della linea d'attacco che poi ha causato a sua volta il movimento. È invece la difesa che è partita in anticipo e quindi il fallo viene chiamato con una penalità contro la difesa. Nel caso in cui sarebbero 5 yards, nel caso in cui sia così vicino lo spazio, viene dimezzata lo yardaggio, quindi i Mastini che avanzano un pochino con questo primo in goal ancora più vicini rispetto a prima. Bonacci che prende palla, consegna a Mela Marinelli che si infila centralmente. Stiamo attendendo le mani degli arbitri, non è ancora touchdown. Se nel frattempo qualcuno a terra, speriamo non sia niente di grave. Sembra tutto a posto, esce con le sue gambe sì. Il numero 51 Matteo Turato, glorioso giocatore dei Saints Padova, amico nel senso che lo conosciamo e ci conosciamo da tantissimo tempo. Sì,
Sì, vedete che è indispettito. Indispettito, sì, perché è un guerriero. Sì, a nessuno piace uscire dal campo, si vorrebbe sempre stare fino alla fine, però ottimo atteggiamento da parte sua. Atteggiamento vincente quello del numero 51 in maglia Saints, Mastini con un secondo in gol. Snap che arriva di nuovo con la corsa centrale di Mela Marinelli. Vediamo se viene chiamato il touchdown. Non sono ancora riuscito a vedere le mani alte degli arbitri, sinceramente. Touchdown Marinelli, touchdown AGSM AIM Mastini Verona. Sì, un'azione un po' rugbistica questa, mi ricordava un po' il carretto, tutta l'offense a correre insieme in direzione del touchdown, per cui diciamo azione corale dei Mastini per questo touchdown. 20-6 in attesa dell'extra point del nostro Monte Amerigo, che lo mette in mezzo ai pali. 21-6 AGSM AIM Mastini Verona, in una partita che nel secondo quarto è veramente esplosa finora per i colori scaligeri. Sì, come succede nelle partite dove i valori insomma si equivalgono più o meno, c'è un po' sempre di tensione iniziale e dopo si sbloccano. Sembra che sia stato così. Secondo quarto sicuramente bello da vedere, più emozionante e anche più punti sul tabellone. 21-6 in questo secondo quarto di gioco, con i Cagnacci gialloblu pronti al kick-off con il numero 19 Amerigo Monte. Special team curati egregiamente da coach Bernardi, special team coordinator del Blue Team, quindi della nazionale italiana, ed head coach ovviamente dei Cagnacci gialloblu. Arriva questo kick-off leggero, diverso dagli altri, ricevuto dal numero 20 Garofalo, placcato da Fabio Simioni, utilizzato anche nella kick-off coverage in maniera egregia, perché comunque penso sia uno dei migliori placcatori, se esistesse una statistica dedicata agli special teamer. Sì, assolutamente, le statistiche sono a suo favore. Placcatore degli special team, il nostro numero 27, il nostro running back tascabile, così amo chiamarlo, Fabio Simioni. Primo tentativo e 10 sulle 22 yards difensive per l'attacco dei Saints Padova, ancora con Vecchiato in cabina di regia. La corsa questa volta del numero 31 Carella, che riesce a trovare uno spazio importante nella parte destra del fronte offensivo e quindi correre per una chiusura di down. Un primo tentativo e 10 intorno alle 38 yards difensive. Carella, running back assolutamente di esperienza e qualità, e insomma lo dimostra in campo, sa fare il suo lavoro. Un running back che nelle settimane scorse, nelle altre partite, ha sempre fatto da cavallo da tiro, da workhorse, come si dice in gergo americano. Primo e 10 per Vecchiato, che riceve lo snap, lo consegna di nuovo al numero 31. Stavolta è splendido l'intervento della difesa scaligera, con il numero 52 Capitan Merlo e Ceschini a placcarlo dietro la linea di scrimmage. Sono 2 le yards perse in questa occasione per l'attacco dei Saints. Mauro Merlino probabilmente si è esaltato prima con quell'intercetto, poi annullato, per cui sicuramente come sempre alla carica per spronare i suoi e andare a mettersi in prima persona nei placaggi. Secondo tentativo e 11 yards. Posizione sotto il centro per Vecchiato, che perde palla e di nuovo una fumble. Sembra recuperata dalle maglie giallo-blu. Ed è infatti Mauro Merlino a recuperare palla nuovamente e consegnarla ai giallo-blu in attacco per l'ennesima possibilità. Mastini che veramente in questo secondo quarto, lo ripeto, non mi stancherò, stanno cambiando completamente l'approccio alla partita. Sì, adesso la partita sembra parzialmente direzionata a loro favore. Sono curioso di vedere nel poco tempo rimasto prima della fine del secondo
quarto come utilizzeranno il gioco e questo tempo a loro disposizione. Ci auguriamo di vedere qualche pass completato. Ed è quindi l'attacco di Marco Bonacci ad essere nuovamente in ottima posizione di terreno. Siamo intorno alle 37 offensive con un primo e 10. Palla che arriva nelle mani di Manuel Savoia, stavolta molto bravo il numero 70 Matteo Tumiati a placcare dietro la linea di scrimmage il running back numero 21 Scaligero. Sì, bellissimo placcaggio, bravo, eluso la linea, bel placcaggio. Man in motion con Marinelli che se ne va dalla sinistra verso la destra del campo. 2 minutes. 2 minute warning, l'avvertimento che mancano 2 minuti alla fine del secondo quarto di gioco e quindi all'intervallo da parte della crew arbitrale. Avvertimento utile per poter giocarsi al meglio i time out, per fermare il cronometro da parte delle squadre in possesso palla. È Savoia che cerca di trovare spazio, è molto attenta in questa occasione la difesa patavina con il numero 52 Marco Borgato, uno dei più grandi giocatori mai visti, diciamo, sui campi di football in Veneto, un linebacker di grandissima esperienza, un linebacker fisico, determinato, con grande concentrazione. Ci siamo incontrati all'inizio, prima della partita, e scherzando mi diceva: io sono di Verona, gli ho detto se fossi di Verona saremmo contentissimi, perché avere in squadra un giocatore come lui sarebbe stato eccezionale. Torniamo alla partita con il lancio lungo di Bonacci per le mani di Bomo Pego, copertura buona da parte della secondaria dei Saints con il numero 22 Thomas Zancan, lancio incompleto. Mastini che con questa occasione vanno a fermare il cronometro. Sarà un quarto tentativo, vediamo la scelta di coach Bernardi. Sì, sembra che decidano di giocare, anche la posizione di campo glielo consente probabilmente, vediamo. Quarto tentativo e 16 e 15 forse per chiudere il down per Bonacci che tiene palla, arriva la pressione, riesce a resistere, se ne va sulla destra, va a lanciare per le mani di Simone Venturi, arriva l'intervento del numero 14 Fortin a vanificare la ricezione. Nulla di fatto. Nel frattempo in mezzo al campo purtroppo Alex Maestrello, il linebacker numero 2, speriamo non sia niente di grave. Assolutamente. Alex Maestrello a terra, arrivano i sanitari, speriamo sia solo una botta. Assolutamente, speriamo sia niente di grave. Sì, tornando un po' alle regole generali del football, vedete che i giocatori si inginocchiano in segno sempre di rispetto verso l'infortunio del giocatore. E proprio parlando di regole parliamo delle segnature, visto che finora abbiamo visto 2 delle varie segnature che si possono vedere. Entrare nella end zone, e quindi quella che potremmo chiamare area di meta, se vogliamo parlare un po' di qualcosa di più facile da capire. Entrare nella end zone con la palla o riceverla all'interno di essa vale 6 punti, è il famoso touchdown che tutti avrete sempre sentito parlare. Dopo i touchdown si può calciare per 1 punto, ed è l'extra point che vale appunto 1 punto, oppure giocare un'azione da circa 3 yards di distanza che, se convertita, quindi se vale un touchdown in questa azione vale 2 punti. Quindi dopo il touchdown 6 più 1 oppure 6 più 2. Il calcio in mezzo ai pali durante invece qualsiasi azione di gioco è il field goal e vale 3 punti. Oltre a questo c'è la possibilità anche di vedere la safety. La safety è quando la squadra in possesso palla viene placcata nella propria end zone, nella propria area di meta, diciamo così. In quel caso, o nel caso in cui la palla esca dalla end zone, la squadra che aveva il possesso palla regala 2 punti alla squadra avversaria. Questi un po' sono, diciamo, le principali, perché poi ci sono anche situazioni particolari che non andiamo a raccontare, perché altrimenti andiamo a complicare. Touchdown, extra point dopo il touchdown da 1 o da 2 punti, e il calcio, il field goal, che vale 3 punti. Nel caso di questa partita, per cui il punteggio di 21-6 a favore dei Mastini è dato da 3 touchdown trasformati, per cui 3 calci di trasformazione che hanno aggiunto 1 punto ai 6 del touchdown, e i 6 punti di Padova, appunto, che hanno poi vanificato, Lorenzo, il calcio. Sì,
per cui semplicemente il touchdown non trasformato, non con il calcio di extra point. Sanitari ancora in campo attorno al linebacker numero 2 Alex Maestrello, giocatore di grande esperienza, il numero 2 in maglia bianca. Speriamo siano solamente controlli dovuti da parte dei sanitari. Vediamo con lui anche alcuni giocatori giallo-blu. C'è sempre molto rispetto, Lollo, quando c'è qualcuno che si è fatto male, soprattutto in uno sport di contatto come il football, proprio perché è importante far sentire la vicinanza anche agli avversari in queste situazioni. Assolutamente, gli infortuni fanno un po' parte di questo gioco, ma si superano, lo si sa, insomma, chi ha giocato bene o male, insomma, ne è stato colpito prima o poi. Si superano, dispiace sempre ovviamente vedere un giocatore fortunato, ma insomma ci auguriamo che il recupero sia veloce. Per la qualità del gioco è sempre un peccato perdere un giocatore, per cui da entrambe le parti, per cui ci auguriamo che recuperi velocemente. Partita ancora ferma, quindi in attesa che i sanitari decidano come comportarsi a livello di controlli sul giocatore patavino. Abbiamo visto anche capitano Mauro Merlino, ex compagno di squadra proprio di Alex Maestrello a Bolzano, anche Marco Dalla Bernardina, anche lui ha giocato a Bolzano insieme, ragazzi che vanno a rincuorarsi, a rincuorarlo e a farsi sentire nella vicinanza per lo sfortunato numero 2. Forza Alex, allora. Forza Alex, sembra che i sanitari preferiscono muoverlo con la barella per monitorare al meglio il suo infortunio. Probabilmente potrebbe essere legato alle gambe. Ancora il medico sociale dei gialloblu nelle vicinanze dei paramedici della Croce Rossa. Coach Breget, presidente, quarterback e allenatore dell'attacco dei Saints Padova, vicino al suo giocatore. Sì, ricordiamo che c'è sempre un medico in campo e sempre l'ambulanza a disposizione, per cui c'è assolutamente il massimo controllo in qualsiasi situazione di questo tipo. Arriva l'applauso dovuto ad Alex Maestrello da parte di ambedue le squadre. In bocca al lupo, speriamo non sia niente di grave. La partita nel frattempo è pronta a riprendere con queste fasi finali di questo secondo quarto di gioco. Anche Marco Bonacci, amico di Alex Maestrello, ad accompagnarlo sulla sideline insieme ai sanitari. Primo e 10 per i gialloblu con Bonacci in shotgun sulle 28 yards offensive. Ritorniamo in clima partita ed è una fumble ma recuperata con grande attenzione da Marinelli. Snap velocissimo, rimbalzato sulla shoulder pad, sul paraspalle di Marco Bonacci. È bravissimo Marinelli ad accorgersene prontamente e a recuperarlo. Niente di fatto, è un secondo e 10. È andata bene. Recupero provvidenziale di Marinelli. Audible, quindi cambio di schema forse chiamato
da Bonacci che va a lanciare su Bemmo Pogo, che mi sembra abbia ricevuto una palla che vale il suo terzo touchdown nella sua carriera in giallo-blu, il secondo di giornata. Bemmo Pogo strepitoso in questa ricezione, ma Lorenzo che lancio ha fatto Marco Bonacci, una bomba da circa 30 yards per il numero 3 giallo-blu che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sì, un altro asse che sembra funzionare è questo Bonacci Bemmo Pogo. Bellissimo il lancio, preciso, bellissima anche la ricezione, era anche, diciamo, marcato bene dal cornerback, per cui bravi entrambi, meritato touchdown. Bemmo Pogo che arriva in sideline, complimentato con grandi sorrisi da tutti. Nel frattempo il lavoro sempre perfetto di Montemerigo che spara il suo ennesimo extra point in mezza pali. Mastini 28 senza 6 in questo secondo quarto di gioco che sta per terminare in una partita sempre più sui binari per i colori giallo-blu. Sì, bravi, il tempo a disposizione era poco, lo hanno sfruttato bene, per cui ottimo timing, bella trasformazione, bella per i Mastini. 28-6, punteggio importantissimo che permette al coaching staff di fare le dovute valutazioni per la seconda parte di partita. Sicuramente i Saints, Lorenzo, hanno tutte le carte per ribaltare una partita di questo tipo per le caratteristiche che hanno, una squadra tenace che non molla mai. Sicuramente però 22 punti di vantaggio sono un buon bottino. Sì, bisogna comunque rispettare l'avversario, un avversario capace di rimonte, ce l'ha già dimostrato in passato. Ricordo un 22-21 se non sbaglio. Esattamente 2 anni fa. 2 anni fa, per cui l'ultima partita, l'ultimo incontro contro di loro. Per cui una formazione capace anche di lottare fino alla fine e di recuperare. Per cui anche il secondo tempo secondo me ci regalerà del divertimento, perché probabilmente cambieranno anche un po' strategia e useranno magari un po' di più il gioco aereo. Assolutamente. Half time, quindi finito il secondo quarto, squadre che andranno all'intervallo. AGSM Haim Mastini 28 senza 6 in una partita che ci sta regalando grandi emozioni per i colori giallo-blu, ma grande spettacolo per tutto ciò che queste due squadre stanno dimostrando su un perfetto manto erboso regalato dal comune di Pescantina, nel senso lato del termine, e dal Pescantina Settimo Calcio. Grande collaborazione tra l'ente, diciamo, tra quella che è il comune, quindi la struttura comunale, diciamo, di Pescantina, e l'associazione sportiva calcio, che è, diciamo, sempre vicina ai Mastini per la seconda volta, donandoci, permettendoci di giocare su un campo di altissimo livello come questo di via Montidessini. Assolutamente, ringraziamo entrambe, l'amministrazione comunale e anche l'associazione calcio Pescantina. Per tutti gli sport minori non è facile trovare i campi da gioco e anche le situazioni per poter giocare serenamente. In questo caso i Mastini, insomma, hanno una posizione assolutamente invidiabile, con un bellissimo campo da gioco, una struttura che li ospita di buon livello per la seconda divisione. Vi lasciamo quindi con l'intervallo. Ci vediamo fra circa 15 minuti per il terzo quarto di AGSM Haim Mastini Verona e Saints Padova.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi i salumi formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Se è così. Quella buona perché mi hai preso quella palla nera del palco. Insomma, te metti a chiamare all'ultimo è quello che l'abbiamo detto, abbiamo detto che infatti stavo già uscendo puttana il 90, infatti è perché comunque io ho tenuto il gioco zone right. Il 90 dove l'hai messo, coach? 90. Pronti. Perché inizia qua il 90 e 40 di adesso Fabio ci deve mettere perché dov'è? C'è il 90, no? Poi 90 e 100. Fabio, Fine, per me NCC. Passo. Sopra, non sono mai più. Mi ricordo perché devo essere più pronto a girare quando mi giro perché sei già addosso. Vieni fuori perché dopo no coach riesco sì e il centro prende l'88 coach e la guardia diventa lead blocker. Come vi avevo preannunciato l'infortunio del loro giocatore vado solo. Corriamo, non abbiamo motivo di non farla per aria. Sì, dobbiamo farla per aria. Break, ma il break andava grande, tutte quelle che abbiamo provato penso che questa è quella che uscita migliore di tutte. Che ne fate BCR? Che guardi da fuori. Butta più acqua in testa. Allora uno gioca con il gioca così, questo gioca qui, il 40 dove gioca quando gioca il primo? Ho parlato di te. Però vuol dire che qua c'è il 40. Questo è 2 e questo è 14. No. Situazione normale. Qui loro giocano. Qui c'è una buona tornando al discorso bella full o triplet e se la giochiamo così se viene giocata frontside abbiamo troppi Ho capito, però cioè, ancora dietro posso cavarmela in qualche verso, però davanti. Perché il senso dell'Arizona è velocizzare.
Raga, mi è capitato un sacco di volte di giocare a metà partita di essere tanto avanti. Mai mollare un cazzo. Mai mollare niente, ok? Perché più... Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza.
quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi, quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento a LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Il professore! Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Andiamo in diretta! È arrivata, è passato un'ora. Entriamo in diretta! Eccoci rientrati nelle nostre postazioni per... Un attimo Michele! Ed eccoci rientrati in postazione per questo terzo quarto di gioco tra AGS Heim, Mastini Verona e Senz Padova. Partita sul 28-6 in questo terzo quarto che vede i Mastini calciare il kick-off con i Senz pronti a ritornarlo. Calcio che arriva nelle mani del numero 36 che si inginocchia. Arbitri che avrebbero dovuto fermare l'azione. Vediamo come viene considerata. Forse la palla non era in possesso mentre si inginocchiava, l'ha lasciata e l'ha recuperata. Cosa molto particolare che è accaduta, ma comunque un primo e 10 per i Senza con la palla posizionata esattamente sulle 25 yards. Lollo, partiamo con questo terzo quarto, di nuovo con la nostra difesa in campo e il Senza con in cabina di regia di nuovo il veterano Simone Breget. Sì, vediamo se continueranno a puntare sul rushing game, sul gioco di corsa, oppure per il punteggio in essere decideranno di provare qualche strategia diversa. C'è nel frattempo la pressione dei gialloblu che vanno a placcare istantaneamente il portatore di palla in maglia Senza. Si tratta del numero 20 Garofalo. Sono circa una la yards persa dall'attacco Patavino. Sì, un secondo e 11. Secondo e 11. 4 ricevitori, un solo running back nel backfield con il quarterback Simone Breget che chiama lo snap e di nuovo consegna palla al numero 20
Garofalo, questa volta molto ben controllato nel suo tentativo di corsa laterale dal numero 37, un altro nuovo acquisto che arriva dal team della Mastini Academy, si tratta di Alessandro Sembenini. Sì, anche per Padova c'è questa alternanza in corso tra i due quarterbacks e vediamo se a livello di gioco cambierà qualcosa. Terzo e 11, ancora 4 ricevitori, 2 aperti sulla parte sinistra del campo per Padova. Snap che arriva nelle mani di Bregè, che cerca di trovare spazio per un lancio molto lungo per le mani del numero 82. Bravo a eludere la copertura di Monte Amerigo. Si tratta del numero 82 appunto Tancredi Petrin. Nulla di fatto, è un quarto tentativo dopo questo bel lancio di Simone Bregè, senza di nuovo costretti al punt. Sì, assolutamente, il lancio era preciso e sfiorata di poco la ricezione. Mi piace che Padova stia provando anche con dei giochi di passing a cambiare un po' le carte in tavola. Punt molto lungo ma controvento che viene controllato dal numero 33 in maglia senza. Palla bloccata sulle 49, giallo-blu quindi che entreranno in campo ancora con il possesso palla, ancora con Marco Bonacci in cabina di regia, un Marco Bonacci che ci ha fatto capire in questi primi 2 quarti di che pasta è fatto, tanta leadership, tanto desiderio di trascinare i giallo-blu a qualcosa di importante in questa stagione. Assolutamente, lui è un giocatore di esperienza e sicuramente trasmette a tutta l'offense serenità e competenza. Non disdegna nemmeno la corsa, ne abbiamo già viste più di un paio, per cui insomma è un giocatore completo assolutamente. Primo 10 con Bonacci che consegna palla a Fabio Simioni, che parte molto bene con questa corsa che va ad inserirsi sulla parte sinistra della fronte offensivo giallo-blu, con Marcello Mutascio e Alessio Antolini a bloccare per le sue gambe. Sarà un secondo e 2 dopo queste 8 yards guadagnate da Fabio Simioni. 3 ricevitori sulla parte destra del campo, tra cui anche Marinelli. Sono degli audible per cambiare alcune situazioni di gioco. E di nuovo Simioni che se ne va sulla sinistra, sulle 30, sulle 25, sulle 20, ancora in piedi, fermato intorno alle 11 yards. Splendida azione chiamata dalla panchina giallo-blu. Coach Bernardi vuole punire la difesa dei Saints Padova, che sta faticando tantissimo a bloccare 3 dei migliori running back che abbiamo mai visto nella storia dei Mastini. Assolutamente, il livello medio è alto, il fatto anche che si alternino rende un po' più difficile per le difese il tipo di marcatura, perché hanno caratteristiche diverse. Primo 10 sulle 11 yards per l'attacco di Marco Bonacci. 3 ricevitori ancora sulla parte destra del campo. Bonacci che va a chiamare alcuni segnali ai compagni. Arriva lo snap, la palla direttamente per Marinelli, che va a guadagnare circa 3 yards di potenza sempre sulla parte sinistra del campo. Sì, per cui sarà un secondo e 7 circa. Siamo molto vicini alla goal line. Secondo e 6. Marco Bonacci che va ad analizzare la posizione della difesa avversaria. Arriva lo snap, Bonacci che va a lanciare per Bemo Pogo ed è il nuovo touchdown Mastini Verona, touchdown Vladimir Bemo Pogo, che oggi Lorenzo è già il suo terzo touchdown. Giornata di grazia, una combinazione aerea tra Bonacci e Bemo Pogo che ovviamente sa di Bolzano. Assolutamente, diciamo c'è un retaggio bolzanino in questo touchdown, e bravi comunque anche come tempo di esecuzione molto buono, si vede che probabilmente era stato provato questo schema. Due ragazzi che abitano appunto tra Bolzano e Merano, che lavorano insieme tantissimo durante la settimana sul campo e ovviamente le cose si vedono. Arriva l'extra point che va a segno e quindi Mastini che
vanno sul 35-6. Un 35-6 assolutamente di rilievo. Chiedo nel frattempo in regia per qualche problema sull'iPad di gestione. La batteria è scarica da un 3%, eventualmente andate voi a gestire nel momento in cui l'iPad si dovesse scaricare del tutto quelli che sono i punteggi. (35-6) per i Cagnacci gialloblu in una giornata che sta prendendo la strada migliore per i nostri colori. Tutto pronto per il kick-off di Monte, che va a calciare dritto in profondità. Situazione di touchback con i Saints che partiranno in attacco dalle 25 yards. Dalle 20 yards, scusate. Bel calcio di Monte, sempre molto determinato nella sua esecuzione. Molto profondo, parte forse anche aiutato un po' dal vento che soffia in quella direzione. Comunque bel calcio. Padova dovrà ripartire dalle 20, per cui molta strada da percorrere. Primo e 10 con ancora Simone Breggè in cabina di regia. Corsa centrale del numero 31 Carella. Attento sempre il fronte difensivo giallo-blu con il placcaggio di Mauro Merlino. Sono circa 3 le yards guadagnate dall'attacco patavino. Sarà infatti un 2nd e 7. E arriva l'intercetto! Sì, situazione carambolesca. Giacomo Filippetto, situazione rocambolesca, sì. Lorenzo, che ci permette di recuperare palla. Giacomo Filippetto che va ad eseguire il primo turnover su intercetto dei gialloblu in queste 4 partite di regular season. Sì, finalmente è arrivato una sorta di intercetto, perché la palla è rimbalzata mi sembra sulla schiena del ricevitore di Padova, però poi è stata recuperata prontamente dal cornerback giallo-blu. Primo 10 quindi per l'attacco dei Mastini, e in cabina di regia giustamente arriva Carlo Carminati a riprendere in mano l'attacco dopo un periodo in concomitanza con Marco Bonacci, che è entrato a giocare la partita di Venezia proprio per cercare di entrare nel sistema offensivo di coach Bernardi e poter avere, come dicevi giustamente tu all'inizio partita, 2 quarterback di grande talento e grandi capacità che si possono mettere a disposizione della squadra per poter raggiungere determinati risultati. Assolutamente, sempre utile. Sono 2 quarterback, scusate, di alta qualità. L'alternanza fa bene, con questo caldo poi in particolare avere anche dei recuperi un po' più ampi è utile. Bella corsa in questo momento per i Mastini, ottimo guadagno. È una bellissima corsa, una counter, cioè un cambio di direzione dietro la linea di partenza, dietro la linea di scrimmage da parte di Manuel Storm Savoia, questo è il suo nickname. Un primo down guadagnato ampiamente, belli i blocchi della linea. È anche più facile forse, Lorenzo, giocare in attacco con un punteggio sul tabellone di questo tipo. Assolutamente, c'è meno pressione, ci sono giocatori che soffrono particolarmente la pressione, altri che giocano più serenamente, aiuta. Dopo bisogna sempre completare i passaggi e passare nelle mani
passare nelle mani dei ricevitori, per cui non è situazione semplice. Situazione pericolosa, il lancio era in avanti e quindi è risultato incompleto. Se il lancio fosse stato parallelo alla linea di scrimmage, cioè alla linea di partenza, o all'indietro, sarebbe stata una fumble, cioè una palla persa recuperabile da ambedue le squadre. Ecco perché avete visto calciare la palla, cosa anomala di solito nel mondo del football, ma lo ha fatto apposta per cercare di recuperarsi lo spazio per guadagnare poi la palla. Il lancio è stato considerato in avanti e quindi incompleto, sarà un secondo e 10. 3 ricevitori sulla parte sinistra del campo, Simone Venturi qui sulla destra vicino ai nostri teleschermi. Carminati che consegna di nuovo a Savoia, che cerca di guadagnare spazio, però ben placcato in gang tackle dalla difesa dei Saints, che non demorde, giustamente, come è lo stile della squadra patavina. Assolutamente, sui giochi di corsa la difesa di Padova è difficile da penetrare. Sarà un terzo tentativo e 10, dopo questo bel placcaggio da parte della difesa in maglia bianca. Mela Marinelli al fianco di Carminati. Ricevitori aperti per i gialloblu con 3 ricevitori sulla destra. È un bel snap, uno snap brutto. Carminati cerca comunque di controllare la palla. Palla che rimane in possesso dei Mastini. Quarto down, Mastini che pasticciano in questa situazione. Andranno a fare il calcio d'allontanamento, che se non erro Lorenzo è il primo punt della partita, se non sbaglio. Se non ricordo male anch'io direi che il primo è anche un segnale insomma, sull'efficienza, sulla bontà dell'attacco. Sì. Carminati, mi spiace, non è stato nemmeno fortunato in questo drive perché ha ricevuto un brutto pallone e mi auguro di vederlo nei drive successivi in grado di mettere in mostra le sue qualità. Siamo pronti per il punt di Monte Amerigo, arriva lo snap, long snap, il calcio lungo, pallone che prende quasi uno spin perfetto, vediamo come viene gestita la palla che entra in goal line e quindi la situazione di touchback farà partire dalle 20 yards la squadra patavina. Bello il punt di Amerigo, mancava veramente poco ai gialloblu per fermare la palla in posizione ancora più difficile, perché se la palla fosse stata toccata da un gialloblu prima che entrasse nella end zone, quindi nell'area di meta, sarebbero stati i Saints in difficoltà a partire magari da circa 1 o 2 yards di posizione e non dalle 20 yards che vengono regalate dal touchback, cioè dalla situazione del fatto che il pallone è entrato con il calcio all'interno dell'area di meta, all'interno della goal della end zone. Primo e 10 ancora con i Saints in attacco, quindi quarterback Bregè sotto il centro che prende lo snap, lo consegna al numero 20 Garofalo che cerca di trovare spazio sulla destra, ben controllato da Lord Adolfo, altro giocatore rookie alla sua prima stagione che Lorenzo si sta mettendo veramente in mostra per le grandi doti atletiche regalate da madre natura. Sì, diciamo ha delle doti naturali, adesso si tratta un po' di plasmarle, comunque ottimo fisico e anche grande dedizione, come tanti giocatori diciamo, cerca di bilanciare gli impegni del lavoro con quelli degli allenamenti, ma è un giocatore che si dedica molto e crescerà sicuramente. Secondo e 9 per i Saints Padova, single receiver, ricevitore singolo con la marcatura uomo di Marchi Giulio che va ad eseguire una perfetta copertura sul numero 86 in maglia bianca. Si tratta di Daniele Danese che era riuscito a eludere la copertura di Marchi. Marchi bravissimo a coprire proprio nel momento della ricezione il ricevitore in maglia 86 e a neutralizzare questa azione a lunga gittata. Sì, ci piace vedere anche questa qualità di gioco in campo, un bel passaggio, traccia eseguita bene, molto vicino alla ricezione. Ottima copertura, per cui diciamo da entrambe le parti veramente bella qualità da vedere. Sembra sia stato però chiamato un fallo da parte degli arbitri contro i gialloblu. Saints quindi che avranno un primo e 10. Non sono riuscito a capire se fosse una passing interference, ma non importa. Guardiamo questa azione insieme con un primo e 10, la corsa del numero 31 Carella, subito ben controllata dalla difesa scaligera.
tutto a posto, ci mettono un po' ad alzarsi Carella e il capitano giallo-blu Mauro Merlino. Ottimo il suo placcaggio, ottimo il suo intervento. Rientra in campo Marco Della Bernardina a dar manforte alla difesa. Un po' di riposo per Capitan Merlo. Secondo e 8 per il Saints Padova. 4 ricevitori. Sicuramente mi aspetto ancora un gioco di lancio. Eccolo qui infatti Bregè che cerca di trovare spazio tra le maglie difensive. Pallone che viene deflettato e quindi poi incompleto sul numero 81. Si tratta di Tommaso Gatto. Sì, bella copertura da parte dei mastini, c'erano 3 giocatori intorno al ricevitore. Padova che in questa seconda metà di gioco sta cercando di usare un po' di più i passaggi. Terzo tentativo e 8. Difesa dei mastini che va a cambiare posizione vista la formazione dei Saints Padova. È la pressione che arriva di Marco Della Bernardina. Avete la pressione sul numero incredibile. Arrivano 3 difensori sulla palla. Garofalo che se la palleggia tra le mani, per fortuna la palla è incompleta. Saints che si trovano ad un quarto down e 8 che andranno quasi sicuramente al punt. Esce infatti Simone Bregè e Saints quindi che rimettono in campo il numero 40 Fantin pronto al calcio di allontanamento, quello che in italiano possiamo chiamare così ma che in realtà si chiama punt. Sì, a un passo dall'intercetto, veramente vicino, per un cornerback è un momento di estasi, l'intercetto, mi spiace che non sia riuscito a provarlo. Parte male dal piede di Fantin il punt dei Saints, pallone che esce sulle 36 yards difensive con i giallo-blu che partiranno in attacco ancora con Carlo Carminati. E una linea d'attacco, Lorenzo ne abbiamo parlato poco, ma che sta sicuramente dominando la difesa o il fronte difensivo dei Saints in questa partita. Sì, diciamo col passare dei minuti Padova ha sempre fatto un po' più fatica a controllare l'attacco dei mastini. C'è da dire che alternando anche corse e passaggi le marcature risultano un po' più difficili. Primo e 10 per Carlo Carminati, al suo fianco Marinelli con il numero 39, 4 ricevitori. Di nuovo palla consegnata proprio al numero 39, il running back, fullback, old style come l'ho chiamato in altre occasioni, Fabio Marinelli. C'è un guadagno di circa 2 yards per il runner giallo-blu. Sono forse anche 3. Secondo e 8. Ancora Marinelli che cerca di trovare spazio sulla destra. Buono il placcaggio del numero 70 Matteo Tumiatti che lo va a controllare. Sì, bel placcaggio, non è facile placcare un giocatore come Marinelli. Bravo Matteo. Terzo e 7, terzo e 8. Ci aspettiamo ovviamente un'azione di lancio visto il lungo yardaggio da guadagnare. Carminati in shotgun che va ad attendere lo snap di Mattia Baldo. È uno screen pass su Simone Venturi che va a chiudere il down e molto di più. Arriva il placcaggio punitivo del numero 40 Fantin, ma i mastini vanno a chiudere il down e tengono il possesso palla, cosa assolutamente importante, Lorenzo, per far giocare anche tantissimi nuovi rookie. Assolutamente, comunque bella azione, mi è piaciuto questo schema, ha dato la possibilità a Venturi di correre e fare un bel guadagno. Per cui adesso siamo intorno alle 45 yard nel campo di Padova. 45 yards offensive quindi per i gialloblu con un primo e 10. Carminati che va a chiamare lo snap, consegna di nuovo palla a Manuel Savoia che si infila in mezzo alle maglie dei Saints e va quasi a chiudere il down, tutto di potenza, grandi gambe, grandi braccia, un portento Manuel Savoia. Sì, si vedeva in questa azione la volontà, nonostante un primo placcaggio ha tentato di andare oltre, ha voluto anche saltare, per cui si vede proprio la determinazione.
Manca poco meno di una yards invece per chiudere il down. Sarà un secondo e corto, come si dice in gergo, in stile americano. Second and inches. Arriva lo snap, la palla è consegnata a Simioni, che se ne va intoccato, i piedi sulle 10, sulle 5, touchdown a GSM in Bastini di Verona, touchdown Fabio Simioni, il touchdown che porta i gialloblu sul parziale 41-6 in questo terzo quarto di gioco. Bravissima, in questo caso faccio i complimenti alla linea d'attacco, certe volte si dimentica di nominarle, ma senza di loro farebbero fatica i running back a giocare. Bellissima apertura di spazio da parte della linea d'attacco dei Mastini, veramente complimenti. Grandi blocchi della linea offensiva dei gialloblu ed è Fabio Simioni che quasi intoccato si infila letteralmente in mezzo e va a segnare il 41esimo punto in attesa dell'extra point di Monte Amerigo, che va ovviamente a segno. 42-6 per gli AGSM Haim Mastini di Verona in questo terzo quarto, che continua a regalare emozioni per i nostri colori. Molto bene. Tempo sicuramente, Lorenzo, per entrare in Mercy Rule. Lo spieghiamo a chi ci sta ascoltando. Nel momento in cui la squadra va a dimostrare una netta superiorità rispetto all'altra, quindi un punteggio come questo, 42-6, sono esattamente 35 punti, 36 punti superiori, quindi dopo i 35 punti di vantaggio si entra con la Mercy Rule, cioè il cronometro non viene più fermato, continua a scorrere e questo permette alla squadra avversaria di in qualche modo non essere troppo inflitta da una punizione numerica, diciamo, in termini di punteggio esagerata. Sì, il gioco diventa più veloce e sì, diciamo che è un modo comunque per rispettare l'avversario e continuare a giocare con la stessa intensità e diciamo nessuno vuole giocare contro una squadra che gioca al 50%, per cui adesso i Mastini continueranno, come hanno fatto con Venezia, a rispettare l'avversario giocando sempre al massimo delle loro potenzialità. Il tempo rispetto alla fine sarà un po' accorciato proprio per il fatto che non verrà più interrotto. Kickoff che va in touchback, calciato egregiamente da Amerigo Monte. Saints che partiranno quindi in attacco con la palla posizionata sulle 20 yards. Ancora Simone Bregè in cabina di regia. Al suo fianco il numero 20 Francesco Garofalo, running back di grande esperienza. Il suo tentativo di corsa laterale sulla destra riesce a guadagnare circa 5 yards, placcato molto bene dal numero 20 maglia giallo-blu Francesco Quarella. Sarà un secondo e 5. Francesco Quarella, Lorenzo, che lo stiamo vedendo sempre più in crescita dopo un inizio di stagione difficile. Sappiamo anche lui, sappiamo i problemi che ha avuto di salute e quindi il suo rientro in campo di grande qualità in queste ultime due partite lo sta dimostrando azione dopo azione. Certo, sì, determinazione, è un atleta in crescita sicuramente, e fa piacere rivederlo in campo come per Albert Bottei, anche per la squadra rivedere un ritorno di un proprio giocatore sicuramente motiva. Secondo e 5 quindi per i Saints Padova, con la palla posizionata sulle 25 yards. Mastini che cercano di controllare la linea di scrimmage, arriva questa corsa di potenza da parte di Carella, che va probabilmente a chiudere il down, senza che non demordono, giustamente. Squadra di grande orgoglio, squadra storica del football made in Italy, che è stata rifondata intorno ai primi anni 2000, dopo una grandissima storia degli anni 80 e degli anni 90, arrivati ad un passo dalle semifinali del Super Bowl nella metà degli anni 90, se ricordo bene, e poi il ritorno, diciamo, sulle scene, sui campi, grazie al lavoro proprio di Bregè e tutti gli ex, diciamo, di quel primo gruppo storico che hanno voluto riportare a Padova
il football americano, che come dicevo prima ha avuto veramente una bellissima storia, forse tra le migliori insieme a quelle dell'altra squadra veronese nella storia del football americano veneto. Sì, Padova è una squadra blasonata e come tante squadre diciamo, ha attraversato momenti di alto e basso e fa piacere rivederla insomma, ai massimi livelli in seconda divisione. È una squadra con potenziale e una storia alle spalle, per cui bello che sia in campo. Tutto pronto per questo primo tentativo di Breget. Breget che va a trovare il completo nel centro del campo sulle mani di Garofalo. Nel frattempo, nelle mie chiacchiere non ho raccontato che siamo passati al quarto di gioco, quindi l'ultima fase della partita. 42-6 per i Cagnacci gialloblu, senza in possesso palla. Con questo secondo tentativo è circa una yards e mezza da guadagnare. Breget in formazione shotgun, lontano dal centro. C'è un movimento sulla linea di scrimmage, vediamo se è un errore della linea d'attacco o se è un fallo, quindi un fuorigioco della linea difensiva giallo-blu. Crew arbitrale formata quest'oggi da 5 arbitri. Andiamo a vedere che cosa verrà chiamato. È una falsa partenza della linea d'attacco dei Saints Padova, una falsa partenza che quindi farà retrocedere di 5 yards la posizione del pallone e quindi sarà di nuovo un secondo tentativo, ma non più una yard da conquistare, ma bensì 6. Sì, la qualità delle squadre in campo ce lo dice anche un po' il numero limitato di falli. Quando le squadre hanno esperienza tendono a non commettere troppi falli. Secondo e 6, sotto il centro Breget che consegna palla veloce al numero 31 Carella, bravo a chiudere il down con questa corsa centrale. Saints che hanno provato ad aumentare la velocità di esecuzione. Sì, Carella comunque lo sappiamo, un running back di qualità e nell'arco di una partita le sue yard le fa sempre. Primo 10 quindi esattamente sulle 50 yards a metà campo per l'attacco patavino. Ancora sotto il centro il quarterback Breget. Arriva lo snap. Chiamato di nuovo un fallo. I falli vengono chiamati con questi fazzoletti gialli che gli arbitri lanciano a terra. È un fallo chiamato contro la difesa dei Mastini, quindi un encroachment. La difesa dei Mastini è partita in anticipo rispetto al movimento del pallone che si chiama snap e quindi i Mastini che vengono in questo caso penalizzati di 5 yards, con i Saints quindi che giocheranno un primo tentativo, primo down e 5 yards da conquistare. Quattro ricevitori, mi aspetto un gioco aereo da Simone Breget. Tra l'altro un ottimo pacchetto quello dei Saints per quanto riguarda i wide receiver. E invece è una palla consegnata a Garofalo che corre centralmente. Difesa giallo-blu che va a reagire con Alessandro Sembiglini e compagni. Placcheggio in gang tackle. Sarà un secondo e 3. Chiamato nel frattempo un time out e noi ci guardiamo un'altra regola del football americano per insegnare un po' quello che è il nostro sport. Qual è la filosofia del gioco del football americano? La squadra in possesso palla deve guadagnare terreno sul campo per arrivare a segnare il touchdown o comunque a segnare dei punti. Lo può fare correndo con la palla, quindi con un gioco di corsa, oppure lanciando la palla, che deve essere lanciata e ricevuta al volo, ma viene lanciata una volta soltanto e quindi solitamente dal quarterback, da dietro la linea di partenza e in avanti. Difficilmente vedrete nel football americano azioni di passaggio laterale continua, è una cosa molto rara perché non è come il rugby. La squadra avversaria, placcando il portatore di palla, indipendentemente che sia in un'azione di corsa o in un'azione di lancio e quindi successivo guadagno, cercherà di interrompere l'avanzamento placcando e apportando a terra, quindi atterrando il portatore di palla.
Torniamo in diretta, Lorenzo, con i 2 time out con coach Diego Gennaro, allenatore di linea di difesa. Diego Gennaro, lo possiamo dire a chi non lo conosce, ma il mondo del football americano made in Italy ormai sicuramente lo conosce tutti, uno dei più grandi giocatori della storia del football in Italia. Ha provato ad entrare anche nella NFL Europe qualche decina di anni fa. Grande talento, capitano della nazionale fino alla scorsa stagione, ancora con un grande punto di domanda e la speranza di poter essere in campo anche ad agosto con il Blue Team. Primo e 10, secondo e 3, ancora Bregè in cabina di regia. Dopo questo time out Bregè è messo sotto pressione, che va a lanciare in profondità su una traiettoria esterna per Garofalo, ben controllato da Francesco Quarella, e quindi Saints che andranno a giocare un quarto tentativo. Io mi aspetto ovviamente che giochino alla mano. Sì, il coaching staff dei Mastini è assolutamente di primo livello e diciamo, questo aiuta i giocatori a crescere, anche i nuovi arrivati, e diciamo, tornerà utile a loro in futuro aver avuto, diciamo, un imprinting di questo tipo. Ho fatto io un errore, è ancora un terzo down, quindi terzo tentativo e 3. Vediamo la scelta dei Saints per chiudere il down e mantenere quindi il possesso palla. Questa volta forse è l'errore da parte dell'uomo di linea d'attacco dei Saints. Vediamo se abbiamo visto bene qui dalla nostra postazione. Arbitri che vanno a decidere. È infatti una falsa partenza chiamata contro l'attacco dei Saints. Saints quindi che si troveranno ad un terzo e 8. Bello il tentativo di mettere sotto pressione, di reagire per far sì che i Saints caschino, tra virgolette, se possiamo usare questo termine, nella reazione istintiva che porta il vantaggio alla difesa scaligera. Terzo e 8 è sicuramente più difendibile di un terzo e 3. È la play action con lo spostamento sulla destra di Bregè, che va a completare sul numero 82, velocissimo, che rimane in piedi. Arriva il placcaggio di Monte Amerigo e ancora Petrin Tancredi, bravissimo e velocissimo a ricevere questo pallone lanciato con un roll out, quindi con uno spostamento sulla parte sinistra del campo da parte del quarterback in maglia bianca, lancio che viene ricevuto e poi la bravura di riuscire a trovarsi comunque dello spazio per andare a chiudere un down, e quindi senza ancora in attacco. Arriva questa quarterback sneak imprevista su questo primo e 10 da parte dei Saints, senza che stanno approfittando un po' di questa distrazione, giustamente ci può stare da parte della difesa scaligera. Sì, mi è piaciuto prima Tancredi, Petrin, sì, bellissima ricezione e anche il movimento dopo la ricezione, bravo. Forse la migliore azione aerea, diciamo, completata dai Saints in questa partita. Sì. Secondo e 6, senza ancora in huddle, quello che si chiama huddle è questa riunione, questo gruppo dove viene chiamato lo schema. Al ready break i giocatori vanno a posizionarsi nella posizione corretta determinata dall'azione chiamata dal quarterback, e nel frattempo questa corsa sempre di Garofalo al centro, difesa giallo-blu molto attenta che va subito a placcarlo con un guadagno di circa forse altre 2 yards, sarà un terzo e 4. Forse comincia a fiorare anche un po' di stanchezza, giornata molto calda, non è facile tenere il casco in testa e giocare con giornate del genere. Siamo nel quarto quarto, per cui magari le gambe cominciano un po' a sentire anche un po' di affaticamento. Terzo e 5, Bregè in shotgun, di nuovo un probabile fuorigioco dell'attacco patavino. Vediamo la chiamata della crew arbitrale, quasi sicuramente sarà un offside, una falsa partenza da parte dell'attacco dei Saints. Vediamo Simone Bregè nelle vicinanze degli arbitri. In realtà non viene considerato un fallo,
Gli arbitri, quando vanno a sventolare il fazzoletto, chiedono scusa per un involontario fischio, o chiamato fischio intempestivo, o aver lanciato involontariamente la flag, quello che viene chiamata flag, in realtà è il fazzoletto giallo che solitamente vedete cadere a terra. Coach Bernardi che va a spiegare al capo arbitro Chiara Tomaz la situazione. Qualcosa di poco chiaro per il coaching staff giallo-blu. Sarà un 3° e 5 per Breget, che va a ricevere lo snap. Stavolta c'è di nuovo un fallo, potrebbe essere della difesa. Arriva il lancio completato per il numero 36 Masiero. Ci sono fazzoletti in campo, vediamo. Mi sembrava una falsa partenza tipi della di difesa. falli vengono considerati. Sembra di aver visto una falsa partenza della difesa, comunque bella ricezione assolutamente del ricevitore di Padova, dei Saints. Vuoi spiegare un po', Michele, la situazione del girone D della seconda divisione? Situazione del girone D, che è l'unico girone con 5 squadre, e quindi con questa fase ad orologio che inizierà dalla prossima settimana. Mastini, che a questo punto possiamo dire vincono questa partita, mancano pochi minuti, non penso ci possano essere rischi. Partita che permette quindi ai giallo-blu di essere testa di serie nel girone d'orologio. Al secondo posto ci sarà proprio Padova, che incontreremo nuovamente qua fra qualche settimana, di nuovo quindi a Verona, la sfida tra Padova e Mastini. E Mastini che andranno a giocare invece in trasferta probabilmente contro Venezia, che in questo momento a livello di punteggio è l'ultima del girone. Torniamo alla partita con questo primo tentativo e 10 dopo i falli chiamati contro i Mastini. Arriva il placcaggio ben eseguito da Merlino in coabitazione con Alessandro Sembenini, che va a bloccare il running back in maglia bianca. Difesa giallo-blu che giustamente cerca di tenere lontano l'attacco patavino dalla goal line, quindi dalla linea dell'area di meta. Si chiama goal line perché è la linea che divide la segnatura. L'area di meta si chiama invece end zone. Sarà un secondo tentativo per Padova. Breget sotto il centro va a prendere lo snap, cerca di correre personalmente, attenta però la difesa scaligera a cercare di bloccare immediatamente il quarterback in maglia numero 5, che va a posizionarsi dietro i gigantoni della linea d'attacco. Si guadagno di circa 1-2 yard per Padova. Siamo a un terzo e gol. Terzo and goal, probabilmente Padova che andrà a giocare un'azione tra le più sicure nel loro playbook, nel loro libro degli schemi. Vediamo cosa andrà a scegliere Breget. Mi aspetto sinceramente un lancio da parte dell'attacco patavino. È una option invece sul numero 31 Masiero. La difesa splendida che in gang tackle va ad placcare il Saints Padova. Bravi, non facile questo placcaggio. Questo gioco non era facile da leggere, brava la difesa dei Mastini, assolutamente. Bravissima la difesa che va a placare in gang tackle ad annullare questo tentativo. Sarà un quarto tentativo, circa 3 yards Lorenzo, per chiudere il touchdown, per andare a touchdown, per segnare per Padova. In caso contrario saranno i giallo-blu ad entrare in campo e a partire da una posizione simile a quella attuale, ovviamente a possesso invertito. È un timeout chiamato da Padova, giustamente per cercare di parlare
su questo schema, questo ultimo schema che dovrà o segnare o consegnare palla ai gialloblu. Sì, normalmente su queste azioni importanti, come in questo caso un ultimo tentativo e il touchdown potenziale, gli attacchi decidono di chiamare un time out e organizzare la loro azione al meglio. Coaching staff giallo-blu nelle vicinanze della sideline a parlare con la defense dei mastini. Vediamo coach Ciba Costanzo, oggi cambiato con il suo numero 11, la mancanza di Capitan Filippo Mutascio, che salutiamo di nuovo e gli mandiamo un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi. Dicevo, la mancanza di Filippo Mutascio ha costretto in qualche modo coach Costanzo a cambiarsi, perché era importante avere una certa profondità nel ruolo di free safety, ruolo assolutamente importante e di leadership gestionale, diciamo così, per una difesa come quella dei Mastini Verona. Sì, lui ha le conoscenze e l'esperienza per poter scendere sempre in campo in un ruolo del genere. Salutiamo Filippo Mutascio, gli auguriamo di recuperare velocemente, è un leader per cui sappiamo già che lo rivedremo in campo. Quarto tentativo per i Saints, 3 yards da conquistare. Sono curioso di vedere la scelta, mi aspetto una quarterback sneak, potrei anche sbagliarmi ma non di molto. E invece una corsa laterale del numero 20 Garofalo, bellissima azione chiamata, niente da dire, è una misdirection, un cambio di direzione che va a confondere le idee nelle letture della difesa. Garofalo che va a correre il touchdown numero 2 per i Saints che si portano sul 42-12 parziale. Sì, meritata direi il touchdown di Padova, bella azione finale, gli è servito probabilmente questo time out chiamato per organizzare questo schema che è riuscito ad ingannare la difesa dei Mastini. Bella azione, vediamo adesso la trasformazione. 42-12 parziale, arriva l'extra point, il tentativo di calcio che potrebbe regalare un punto ai Saints Padova. Calcio che va in mezzo ai pali. 42 AGSM Aim Mastini, Saints Padova 13. Lorenzo, siamo sicuramente nelle fasi finali, non ho ancora percepito il 2-minute warning da parte degli arbitri, ma la Mercy Rule probabilmente sta sicuramente facendo arrivare questa partita ai titoli di coda, una partita che ci ha regalato per i nostri colori grandi emozioni. Abbiamo visto un bellissimo passing game migliorato, abbiamo visto un bel gioco di corsa, abbiamo visto un grande lavoro della linea d'attacco a cui dobbiamo dare sicuramente grandi meriti per la pass protection, per i due quarterback e per dei grandi bloccaggi che hanno permesso comunque contro una difesa importante come quella di Saints un buon guadagno sul gioco di corsa da parte del trio Savoia, Marinelli, Simioni. E godiamoci queste fasi finali, c'è il time out chiamato nel frattempo da coach Bernardi. Sì, bella partita, sono contento che ci sia stato anche un po' di passing game da entrambe le parti, direi. I Mastini hanno recuperato questa modalità di gioco che forse è mancata un po' negli ultimi match. C'è anche da dire che se non ricordo male c'era un secondo tempo con la pioggia con Venezia, per cui non era facile quella tipologia di gioco. Bella partita, non era scontato con una formazione come Padova vincere prima di tutto e con questo divario di punteggio. La difesa dei Mastini, ottima prova, nell'arco di tutte queste partite ha dimostrato di incassare pochissimi punti dagli attacchi avversari, per cui pur essendo una difesa giovane, ottima qualità. E partiamo con questo kick-off di Fantin, uno dei pochi di questa partita. Fantin che va a calciare molto profondo, touchback, quindi partenza dell'attacco scaligero sulle 20 yards difensive. Sarà ancora Carlo Caminati in cabina di regia. Sono molto contento di vedere Carlo dividersi a metà questi drive di questa partita.
proprio perché, come dicevo prima, due talenti come Carlo e come Marco nel ruolo di quarterback per l'attacco giallo-blu possono essere di gran lunga difficili da gestire da parte delle difese sotto l'aspetto della chiave di lettura. Sì, hanno caratteristiche diverse. Diciamo che mi auguro che Carlo possa completare qualche passaggio in questi ultimi minuti perché ha le qualità per farlo. Corsa centrale di Marinelli che va a correre sulla destra, sempre attento il fronte difensivo dei Saints Padova, sempre con il numero 70 Tumiatti, tra i migliori del suo reparto. Sì, un giocatore che sinceramente tutte le squadre vorrebbero avere, una garanzia, bel giocatore, fisico e sa fare il suo lavoro. Secondo e 9, ancora Marinelli che prende palla, cerca di guadagnare spazio sulla sinistra, ma è sempre attenta la difesa in maglia bianca. Arriva il placcaggio del numero 23 Filippo Marzola. Sarà un 3° e 7 per i gialloblu. 3 ricevitori sul lato sinistro del campo, tra cui Bemmo Pogo, diciamo probabilmente MVP della partita se dovessimo decidere io e te, Lorenzo. Direi di sì, ricezioni belle, di qualità, è un bel giocatore, direi, insomma, anche per lo scoring merita l'MVP del match. Arriva nel frattempo questo snap che non riesce a trattenere Carlo Carminati. Carlo Carminati messo sotto pressione dalla difesa dei Saints, palla controllata, Mastini che sono costretti al punt con un 4° e 20, posizione di campo difficile, vediamo cosa sarà in grado di fare Amerigo Monte da questa posizione. Posizione scomoda, qui la palla scotta, non è bello calciare da quel punto, vediamo. I piedi di Amerigo sono infatti all'interno della end zone. Amerigo che comunque va a calciare una palla che non esce bene dal suo piede. È Masiero a prendere la palla, arriva il placcaggio di Francesco Quarella che però viene eluso da Masiero. Vediamo però gli arbitri che vanno a fermare l'azione, probabilmente il numero 36, grandissimo running back, lo abbiamo visto nelle stagioni scorse, quest'anno sicuramente gioca molto di meno in posizione di running back, grande potenza la sua, esce dal campo, Saints quindi che avranno il possesso palla sulle 31 yards offensive. Primo e 10 per Padova, ancora con Vecchiato con il numero 9 in cabina di regia, il lancio sulla destra quasi intercettato da Monte Amerigo. Nulla di fatto, 2° e 10 quindi per i Saints. Bruno, quanto manca? Secondo e 10. Time out chiamato dai Saints. Nuovo coach Bernardi che sulla parte destra del campo va a chiamare il suo huddle, il suo raggruppamento per spiegare alla difesa determinate situazioni di gioco. Nel football si è molto esigenti, quindi indipendentemente dal punteggio si cerca sempre di stimolare ogni singolo giocatore a dare il meglio fino all'ultima azione, un modo per essere sempre concentrati e per entrare in una certa mentalità fondamentale, Lorenzo, per questo sport. Sì, poi la partita diventa un po' l'occasione per provare sul serio quello che si è testato in allenamento, per cui tutti vogliono dare il meglio e anche il coach vuole vedere il risultato del lavoro fatto durante la settimana. Secondo e 10, palla consegnata di nuovo al numero 31 Carella.
Tenta la difesa con Ceschini in maglia numero 90 a vanificare il tentativo di corsa. Sì, ed ecco gli arbitri, Lorenzo, che chiamano i 2 minuti della fine del match. Sì, ultimi 2 minuti, vediamo se Padova continuerà con questo drive tentando di accorciare un po' le distanze e mettere sul tabellone un po' di punti. 3 ricevitori sulla destra per Vecchiato, giovane quarterback e promettente quarterback per la formazione patavina. Arriva il sack da parte di Ceschini, che va anche lui a confezionare con questo placcaggio sicuramente la possibilità di erigersi tra i migliori difensori della partita. Sì, un giocatore sicuramente con delle doti fisiche, anche esperienza, bravo, lo sta già dimostrando in queste 2 partite, sta già dimostrando insomma cosa può fare. Grande contributo quello di Luca Ceschini, arrivato proprio all'esordio contro Venezia la scorsa settimana. Contributo importante grazie alla sua fisicità e alla sua velocità. Sarà un 3° e 14 per i Saints Padova in questi ultimi 2 minuti di partita. Vecchiato che va a lanciare in profondità, arriva quasi l'intercetto di Giacomo Filippetto, che giustamente lo lascia andare forse il pallone, perché sarebbero stati comunque sarebbe stata comunque difficile la posizione di partenza per l'attacco dei gialloblu, che probabilmente si sarebbe poi inginocchiato. Sì, nelle ultime 5 azioni ci sono stati 2 mancati intercetti, è un po' un segnale che Padova sta forzando il gioco per cercare di concretizzare, e a così poco dal termine ovviamente sta cercando di chiudere insomma i down e avvicinarsi alla goal line. 3° e ultimo time out chiamato dai Saints Padova. Torniamo con le immagini su coach Bernardi sulla parte destra del campo, che insieme a tutto il coaching staff va a dare le ultime indicazioni per queste ultime azioni di gioco dei Cagnacci gialloblu in questa partita che sta per terminare con un secco 42-13 per gli AGSM AIM Mastini Verona sui Saints Padova. Mastini quindi che guadagnano provvisoriamente la testa del girone con 4 vittorie e 0 sconfitte. Saints Padova in seconda posizione con 3 vittorie e questa sconfitta che sta per maturare in questi prossimi minuti. Subito dietro Redskins e poi, se ricordo bene, Sentinels e Venezia American Football Team. Sì, scusateci, non siamo sicuri al 100% tra Isonzo, Sentinels e Venezia chi abbia la penultima e l'ultima posizione. Ritorniamo nel frattempo sul terreno di gioco con la difesa giallo-blu pronta a posizionarsi per questo 4° tentativo che i Saints vogliono giocare alla mano. Ci aspettiamo un lancio da parte del giovane Vecchiato per tentare di segnare l'ennesimo touchdown in questo quarto di gioco, dove i Saints hanno cercato di reagire giustamente per loro carattere e per loro grinta messa in campo fino all'ultimo. Arriva infatti il lancio di Vecchiato con il numero 82 Petrin che va a ricevere. Molto veloce questo giocatore. Sì. Saints quindi che vanno ad avvicinarsi alla goal line. Vediamo se avranno ancora tempo per questa ultima fase di partita. Chiara Thomas, capo arbitro del match, che va a controllare il cronometro. Saints che nel frattempo si posizionano. Cronometro che in questo momento sta per partire, lo vedete dal movimento del suo braccio. Chiamata molto lunga per Vecchiato che cerca di trovare spazio, va a lanciare nel centro proprio per Petrin che va a segnare il touchdown del 42-19. Bravissimo Vecchiato nelle ultime 2 azioni, 2 pass confezionati benissimo. Sono contento per lui, un quarterback giovane,
piace vedere insomma, giocatori così giovani che si mettono in mostra, e soprattutto per un quarterback non è facile prendersi sulle spalle la responsabilità di un attacco. Bravo. Bravo Vecchiato e bravo Petrin, non me lo ricordo a roster negli anni scorsi, spero di non sbagliarmi, quindi probabilmente 2 giovani del vivaio patavino. Punteggio che con il calcio addizionale che va a segno si porta sul 42-20 quando mancano secondi ormai alla fine della partita, senza che Lorenzo ci aspettavamo sicuramente magari più in palla. Hanno sicuramente perso qualche giocatore importante durante la partita, però come dicevo prima hanno saputo tenere in campo forza, tenacia fino all'ultimo, con questo touchdown che è arrivato con un bel drive giocato con azioni di corsa e azioni di lancio da un quarterback giovane che sicuramente porterà diciamo così buone statistiche anche nel proseguo della stagione, perché comunque i Saints nelle prossime 2 partite si giocheranno come anche di arrivare ai playoff. Sì, probabilmente anche dopo questa partita decideranno di utilizzarlo maggiormente, ha delle buone qualità, si vede che Padova è una squadra che gioca fino alla fine della partita e nell'ultimo quarto ha giocato molto bene e ha messo punti sul tabellone. C'è un special team in particolare in campo per coach Bernardi, vediamo tutti i ricevitori, persone con la capacità di gestire il pallone, perché ci si aspetta un calcio cortissimo da parte dei Saints, un calcio invece medio-lungo che esce dal campo. Mastini che probabilmente decideranno di partire dalle 30. Coach Bernardi invece decide di far ricalciare il pallone ai Saints Padova. La regola dice che il pallone nel momento del calcio deve superare almeno 10 yards per essere vivo. Per vivo si intende che può essere recuperato da ambo le squadre, e quindi ecco perché pensavamo che i Saints andassero a calciare corto per cercare di avere l'ennesimo possesso palla. Chiaramente sono tanti 22 punti da recuperare per così poco tempo ancora sul cronometro. Vediamo quale sarà la scelta da parte dei Saints Padova in questo ennesimo kickoff. Marco Borgato che va a posizionarsi sulla parte sinistra del campo tra gli 11 in maglia bianca. Arriva Fantin che va a calciare questa volta uno squib kick, un calcio rimbalzante corto sulla sinistra che per l'ennesima volta esce dal campo. Gialloblu che secondo le previsioni di quanto abbiamo ricevuto da FIDAF riposeranno la prossima settimana, avendo il vantaggio della gestione dell'orologio, della fase dell'orologio. Andranno a giocare poi appunto contro i Saints Padova in casa e poi successivamente in trasferta contro Venezia o Sentinels di Zonz. Per cui insomma vi aspettiamo tra 2 settimane probabilmente qui in casa, ci sarà una nuova diretta. Speriamo nel ritorno di Richard Collins che salutiamo assolutamente, il nostro amico dei Mastini, sostenitore e sponsor, e per i native speaker fa sempre piacere avere un commento anche in inglese. Arriva il calcio molto lungo da parte dei Saints. Fabio Simioni prende il pallone. Secondo gli arbitri si è inginocchiato. Quindi Mastini che avranno il possesso palla intorno alle 10 difensive. Mi aspetto ormai il fischio dell'arbitro, siamo veramente ormai nelle fasi finali di questa partita. Sì, parlando di sponsor, Michia, non so se vuoi ricordare gli altri sponsor dei Mastini, quali sono? Dobbiamo ringraziare sicuramente Valpolicella Benaco Banca, ovviamente il nostro main sponsor AGSM AIM da 10 anni o forse 11, sempre al nostro fianco, Studio Protecno, e sicuramente Edem e tutti gli altri che ovviamente in questo momento non ho qui davanti agli occhi, ma che avete potuto vedere, che vedrete fra pochi minuti nei titoli di coda, per ringraziare tutti. L'importanza degli sponsor assolutamente
fondamentali, Lorenzo, per gli sport come il football, ma per lo sport in generale. Certo, sì, tra questi mi ricordo anche AMK e Serramenti qua della zona veronese, li ringraziamo e come per tutte le squadre dilettantistiche diciamo che è importante il loro supporto e permettono ai giocatori di stare in campo e a tutti gli appassionati di godere lo spettacolo di questo sport che amiamo. È la Victory Formation, quindi la formazione per la vittoria, dove Carminati va ad inginocchiarsi e si arriva ai saluti finali tra Mastini e Sainz. 42-20 in questo momento. Chiara Thomas, il capo arbitro, alza il pallone per la fine di questo match. Mastini saldamente in testa al girone D con 4 vittorie e 0 sconfitte. Sainz Padova che con grande orgoglio mantengono comunque il secondo posto con questa sconfitta che comunque non brucia, perché hanno saputo dimostrare fino all'ultimo il loro valore. E quindi, come dicevamo prima, aspettiamoci fra 15 giorni un rematch contro i Sainz, probabilmente qui in casa. State comunque online, seguiteci sui social, seguiteci sul nostro sito per poter seguire e capire quali saranno poi le 2 partite della fase d'orologio, sperando ovviamente di poter guardare in avanti verso quello che sarà il tabellone dei playoff, che speriamo ci possa regalare una delle migliori posizioni, Lorenzo. Sì, bella partita alla fine. Padova è stata la squadra che ha messo più punti sul tabellone nei confronti dei Mastini, per cui la qualità c'è. Adesso squadre che si salutano con l'IP Purra, storico ormai da più di 40 anni sui campi di football americano in Italia. Sainz Padova che sicuramente potranno dimostrare il loro valore nelle prossime 2 partite ad orologio. Sainz che incontreranno Mastini e probabilmente Redskins, Lorenzo. Sì. Sì, questo momento è sempre forte nel football americano. I saluti del pubblico, il pubblico di casa ovviamente, perché qui dietro di noi non c'è praticamente nessuno. Sì, la grande felicità. Anche rispetto per l'altra squadra, chiamare l'IPIP sempre per gli avversari e comunque rispettarli, e anche per il pubblico, anche se purtroppo in questo momento è assente, ma ci auguriamo che dal prossimo match tra 2 settimane ci sarà finalmente anche il pubblico e la loro passione a supportare entrambe le formazioni. Siamo ai saluti finali, voglio di nuovo ringraziare l'amministrazione comunale di Pescantina per la possibilità di sentirsi parte di questo comune, di questa cittadina di circa 18.000 abitanti al nord di Verona, vicino alla Valpolicella. Magari se chiediamo alla nostra regia di far vedere la Valpolicella sulla nostra sinistra. Ringraziare ovviamente il 7° Pescantina Calcio per la possibilità di giocare su questo meraviglioso manto erboso. I ringraziamenti ripetuti a tutti gli sponsor, i ringraziamenti al pubblico di casa che ci segue sempre dagli schermi di Avelia HD, il nostro partner per queste partite di regular season. Speriamo possa esserlo anche per il proseguo degli eventuali playoff. Un ringraziamento al nostro amico Alberto Cristani, direttore di Sport di Più e sponsor e diciamo partner dei media per i Cagnacci giallo-blu. Ringraziamo il coaching staff per il grande lavoro in questo inizio di stagione. Continuiamo così, Lorenzo, stiamo facendo molto bene. Ovviamente il campionato è ancora lungo, 2 partite di regular season per cercare di guadagnarci la miglior posizione possibile nel tabellone dei playoff, che quest'anno non avrà la wild card, non avrà gli ottavi di finale, ma partirà dai quarti, e quindi poter avere essere una testa di serie tra le prime 2 o le prime 4 vorrebbe dire poter giocare magari poi le semifinali in casa. Sicuramente la posizione ci può dare ai Mastini un vantaggio, ma insomma quello che conta è che finalmente si possa andare in campo. 6 mesi fa non lo sperava nessuno, ci stiamo divertendo, tutti i team di football americano si stanno divertendo finalmente in questo momento, per cui avanti così ci saranno ancora delle bellissime partite che ci aspettano da qui alle prossime settimane. Le parole nel frattempo qui sotto la nostra postazione di coach Franco Bernardi
ai suoi giocatori, alla sua squadra, al suo fianco anche il presidente Simone De Martin, fondatore insieme al sottoscritto, a mio padre e a qualche altro grandissimo amico come Andrea Ballini, che sicuramente ci starà seguendo da casa. Lo salutiamo e lo salutiamo con un grande abbraccio, lo aspettiamo presto con noi. Le parole di Bernardi, che sicuramente saranno di incoraggiamento, ma saranno determinate sul fatto di far capire ai ragazzi l'importanza di non mollare mai fino all'ultimo. Non importa nel football assolutamente mai il punteggio, importa sempre l'aspetto mentale, come dicevamo durante la nostra trasmissione. Con il primo piano sul presidente Simone De Martin, che va a parlare dei ragazzi, vi ringraziamo tutti. Un saluto e un ringraziamento da Lorenzo Agostinis. Grazie. E Michele De Martin. Ciao a tutti. Ciao. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi i salumi formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi campo! Il professore!
Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.